Giulio Benzi, che però abbiamo visto inquadrata sul rettilineo e non riuscirà a riprendere il via di questa gara 1. Speriamo possano chiaramente intervenire poi verso anche la seconda manche. Vediamo qui nei garage alle spalle le monoposto ruote scoperte che in questo weekend saranno protagoniste con la Formula Junior, campionato a ruote scoperte proprio di PNK Motorsport, giunto al penultimo appuntamento. Chi invece è al finale di stagione e troverà il nuovo campione di questo 2025 è il Master Tricolore Prototipi, perché le due manche da 20 minuti andranno ad assegnare nel finale di questa stagione il titolo per quanto riguarda il ritorno del Master Tricolore Prototipi nei campionati di PNK Motorsport dopo un anno di assenza, campionato però in vigore dal 2014, che va proprio a celebrare la parte storica, quindi torna di nuovo il tema proprio del motorsport, del motorismo storico in questo weekend di Magione, che è proprio una tappa finale direi perfetta per quanto riguarda il Master Tricolore Prototipi. Qui si attende con le vetture in pit lane per quanto riguarda le fasi di ripartenza. Qui siamo a fianco alla vettura di Andrea Bonifazzi, pilota di Orvieto che corre per Seven Hills Motorsport, che schiera ben 3 vetture come anche Go Race, 2 vetture invece per quanto riguarda Black Cars tra gli iscritti di questo weekend, 10 piloti che compongono la griglia. E qui vediamo anche la mappa, il layout proprio del circuito di Magione a bordo della vettura di Bonifazzi, che ci permette anche di parlare un po' del tema della visualizzazione del circuito per quanto riguarda i piloti che vedono proprio la mappa, utile anche in caso proprio di uscita di pista per identificare il punto in maniera più rapida, ma anche per una questione di intervento sul setup. Ci sono pochi accorgimenti chiaramente su queste vetture che sono praticamente a sfondo della vettura di serie, ma interventi importanti che permettono di fare la differenza, che spesso è un punto cruciale nei weekend dell'RS Cup, visti proprio i distacchi così brevi in griglia. E qui si parla leggermente in attesa proprio della ripartenza. C'è solo da attendere in questa fase, non si può intervenire insomma sulla vettura a livello di setup, o comunque piloti che hanno già avuto modo di lavorarci durante la sessione di qualifiche, e poi sicuramente dopo 25 minuti di gara, quando avranno a che fare anche con l'usura degli pneumatici, potranno trovare accorgimenti sulla messa a punto. E viene sventolata nuovamente la bandiera verde, dunque si riparte per questa prima manche dell'RS Cup da Magione, con la griglia di partenza che andrà di nuovo a ripopolarsi per quanto riguarda questa gara 1, che appunto ha visto un Leonardo Leone prendersi proprio nel finale di qualifica il giro veloce con un testa a testa con Giulio Benzi, perché i due si sono scambiati la prima posizione, la virtuale pole position, più volte durante le qualifiche. Andando a vedere anche un'analisi per quanto riguarda i 4 settori del circuito, troviamo un Leone più rapido nel primo e nell'ultimo segmento, quindi quelli più guidati, mentre Benzi aveva fatto la differenza in qualifica, soprattutto sul rettilineo, con anche una velocità di punta ma leggermente più alta rispetto al Leone. Ci sono poche differenze in realtà per quanto riguarda la top speed, la speed trap a 188 km/h per quanto riguarda la vettura di Benzi e Saverio Crea, velocità analoga anche per quanto riguarda Giovanni De Curtis. Ha fatto un po' più di fatica invece sul rettilineo Onofre Mariella, non sappiamo se per una scelta diversa di setup, magari una diversa interpretazione proprio della curva del muro che immette sul rettilineo più lungo del circuito di Magione, e poi ovviamente anche la possibilità di avere qualche piccolo problema a livello tecnico sul motore. Si torna a scaldare gli pneumatici dunque.
direi in pista per quanto riguarda l'RS Cup, con proprio la vettura di De Curtis a chiudere lo schieramento. Abbiamo parlato della prima fila con Saverio Crea e Leonardo Leone. Dovrebbe essere stato proprio Saverio Crea a bordo della vettura di Black Cars, così viene indicato dal monitor dei tempi, mentre in seconda fila ci sono Pierluigi Sturla e Alessandro Lisi per MC Motortecnica e Go Race. Terza fila con Davide Pezza, unico pilota dell'Under 25 di questo weekend, Emanuele Stefani di Seven Hills Motorsport, Andrea Bonifazzi e Onofrio Mariella in quarta fila, infine quinta fila con nona e decima casella per Ercole Cipolla e Giovanni De Curtis. E dunque i piloti che ritornano sul rettilineo per riprepararsi alle fasi di partenza, ricalibrarsi anche a livello psicologico. Qui vediamo la livrea di Leone che ha ottenuto la vittoria nel corso dell'ultima gara del Mugello in gara 1, una gara invece conquistata un po' sorpresa da Massimo Lancillotto nella seconda manche davanti a Alessandro Lisi, che ha riconquistato qualche punto prezioso in ottica campionato dopo una foratura che l'ha portato in fondo praticamente alla prima manche. Podio completato in quel del Mugello da Manuel Stefani e Andrea Bonifazzi nella gara 1, e appunto da Alessandro Lisi e Stefani, autore di un doppio podio nel weekend toscano. Gara 1 dominata da Leone in quel caso, che ha sfruttato anche le battaglie alle sue spalle per scappare via, mentre lo scorso anno, come detto qui a Magione, ci fu la doppietta per quanto riguarda Fulvio Casciandrini, assente però in questo weekend. E quindi dopo questa interruzione per liberare il circuito dalle due vetture rimaste coinvolte in partenza, ma soprattutto il vuoto adesso lasciato in prima fila dalla vettura di Giulio Benzi e Saverio Crea, la vettura numero 4 di Black Cars, troviamo nuovamente le vetture schierate in griglia con qui la vettura di Davide Pezza. Quanto riguarda Seven Hills Motorsport, compagno di squadra di Andrea Bonifazzi e Emanuele Stefani, sono praticamente tutti nella stessa parte della griglia di partenza, livrea simile a quella di Leonardo Leone, però i due non sono compagni, sebbene comunque si conoscano tutti molto bene in griglia. 3 minuti al nuovo giro di formazione per quanto riguarda gara 1 dell'RS Cup, con questa quarta generazione di Clio presenti in pista, possibilità di schierare vetture 1600 e 1300 turbo, l'abbiamo detto in precedenza, come è stato nel caso di Misano, oppure anche una Clio con un motore leggermente più grande, un 2000 aspirato, come nel caso anche della precedente generazione con la Clio 3. Chiaramente ciascuna ha anche una sua classifica, una sua premiazione al termine dei weekend. È un campionato che si è aperto in quel di Vallelunga il 6 di aprile, passando poi per il circuito di Misano una prima volta, perché Misano andrà a chiudere anche la stagione, nuovamente a Vallelunga in piena estate il 20 di luglio, weekend davvero complicato anche a livello di temperature, che hanno messo a dura prova i piloti in pista sul circuito alle porte di Roma. E poi la tappa del Mugello, la prima apparizione del Mugello, così come il weekend di Magione, che nel corso dei weekend di PNK è l'unica pista a non ripetersi nel corso della stagione. Questo crea un po' anche una sorta di unicità per quanto riguarda il circuito perugino. Si è liberata adesso la griglia di partenza, lasciando i protagonisti, lasciando tra poco cantare i motori della RS Cup. Soli 30 secondi al nuovo giro di formazione, che dunque vedrà Leonardo Leone avere una prima fila vuota, perché al suo fianco non ci sarà la vettura di Giulio Benzi e Saverio Crea, e la possibilità a questo punto per Pierluigi Sturra, lui sì compagno di squadra proprio di Leonardo Leone in casa MC Motortecnica,
che un team con grande esperienza alle spalle per quanto riguarda le Clio, le vetture Renault Clio, e un Leone tornato proprio anche lui con un grande bagaglio di esperienza, tornato dopo un periodo di assenza, e adesso si prepara chiaramente ad avvicinarsi anche in classifica generale, perché a 107 punti si trova a meno 7 rispetto al leader del campionato Manuel Stefani, che è stato un po' più in difficoltà in qualifica, il primo pilota sopra il secondo di ritardo rispetto al giro registrato da Leonardo Leone, e adesso dietro alla safety car si torna a scaldare gli pneumatici per prepararsi a questa partenza. Qui proprio il lungo rettilineo che porta al curvone, tratto da affrontare con grande velocità. Ci sono poche vie di fuga in realtà in asfalto, quindi un circuito davvero old style in gergo, come detto nato nel 1973, con queste 11 curve che vanno a comporre però il layout presente dal 1994. Di fatto non ci sono praticamente vie di fuga in asfalto, una parte in erba e poi la ghiaia chiaramente, che permette di rallentare le vetture e fermarle prima di un impatto eventuale contro le barriere. E qui siamo invece nella zona già dell'ultimo settore, con questa S finale di curva 10-11. Si arriva però dalla curva Zampini in curva 9, già con una prima curva verso sinistra, poi cambio di direzione subito a destra, penultimo allungo, prima di affrontare l'ultima curva e tornare sul rettilineo principale. Scarta proprio all'ultimo momento Leone per posizionarsi in pole position conquistata dopo la sessione di qualifiche. E dunque ci siamo con la partenza della RS Cup, bandiera verde che viene sventolata alle spalle dei piloti presenti qui nella tappa di Magione. Tra poco andranno a spegnersi i semafori per una partenza da fermo. Subito un buono spunto per Andrea Bonifazzi, sperando che non sia stato un jump start, perché si è mosso in maniera differente rispetto al resto della griglia. Alessandro Lisi in terza posizione, adesso prova subito a farsi vedere nei confronti di Pierluigi Sturla, quindi ottima partenza per quanto riguarda Lisi, che chiaramente ha guadagnato una posizione come Sturla e tutti i piloti che seguivano invece la vettura numero 4 di Black Cars. Continua Giovanni Curtis a questo punto con l'unica vettura proprio di Black Cars rimasta in griglia, e chiude al momento lo schieramento. Attenzione in particolare poi alla seconda metà di gara, quando i piloti dovranno iniziare a fare i conti con quella che è l'usura degli pneumatici, in particolare all'asse anteriore, e quindi ci sarà anche modo di correre in due modi diversi tra la prima e la seconda metà, magari stando un po' più attenti proprio a evitare troppo stress nelle curve in appoggio. In particolare penso proprio alla zona del curvone, con la tripla curva verso destra che porta alla curva del Monte Sperello, e infine l'ultimo tratto in questa veloce centrifuga, come l'abbiamo chiamata, più breve del calendario. Qui vediamo un'altra delle caratteristiche proprio dell'RSK, con la ruota l'anteriore che si va a sollevare. Qui attenzione, perché Sturla rallenta con Lisi che quasi lo tampona, anzi forse c'è stata una leggera toccata proprio nella zona che porta invece al tornantino di curva 4, la curva più lenta del circuito di Magione. Poi la curva del muro, che come vedete segna proprio quello che è il muro sulla sinistra, in questo caso la destra del teleschermo, e Leone che subito ne ha approfittato per scappare via proprio come al Mugello, riuscendo
a mettere già un vantaggio tra la sua vettura e quella di Pierluigi Sturla, 1 secondo e 6, che c'era sul rettilineo principale, salito fino ai 2 secondi e 1 adesso del terzo riferimento, che è quello un po' dello speed trap in fondo proprio al rettilineo. Il più veloce è stato ancora una volta Giovanni De Curtis, che ha approfittato anche della scia di Ercole Cipolla per essere il più rapido sul rettilineo principale, sul rettilineo più lungo. Si torna invece sul rettilineo principale con un bloccaggio per Leone, che ha girato in 1.20 e 638, l'unico pilota da battere il muro dell'1.21, 21.085 per quanto riguarda Pierluigi Sturla, quindi ottimo tempo per quanto riguarda Leone in questo primo giro lanciato dopo la partenza da fermo. Vantaggio che continua ad aumentare, e attenzione perché c'è il testacoda qui di Pierluigi Sturla. Dalla seconda posizione dunque ne approfitta Alessandro Lisi. Stavo guardando il monitor dei tempi, non ho visto che c'è stato un contatto proprio tra la vettura di Lisi e quella di Pierluigi Sturla, mentre l'altra vettura che purtroppo non è riuscita a riprendere il via è quella di Onofrio Mariella, rimasto proprio coinvolto con Saverio Crea nel contatto in partenza. E quindi 8 vetture presenti. Lo rivediamo però nel replay, no, non c'è stato un contatto, semplicemente una perdita di posteriore per quanto riguarda Pierluigi Sturla, che è arrivato un po' lungo in curva numero 3, quella che prepara proprio il tornantino, e poi nel cambio di direzione, nel passaggio dei pesi della vettura, ha perso il posteriore. Dunque ne ha beneficiato adesso Alessandro Lisi per salire in seconda posizione e riportarsi anche, direi virtualmente, non ancora, perché in realtà c'è stata un'ottima partenza da parte di Manuel Stefani, che è anche il leader degli over 50, e si è portato in terza piazza, dunque davanti a Andrea Bonifazzi. Qui vediamo proprio la vettura invece di Giovanni De Curtis, che è passato davanti a Pierluigi Sturla dopo il testacoda dell'Alfiere di MC Motortecnica. Terzetto che comprende Cipolla, De Curtis e Sturla in lotta per la sesta, settima e ottava posizione. Invece il vantaggio di Leone adesso si aggira intorno ai 3 secondi su Alessandro Lisi, che è specialista soprattutto della seconda metà di gara, pilota molto razionale che cura notevolmente i suoi pneumatici. Al Mugello è stato autore anche di una sfortunata foratura in gara 1, in quel caso però chiamato alla rimonta per evitare proprio di perdere punti pesanti in classifica, stressando notevolmente i suoi pneumatici in una battaglia che lo aveva visto in lotta con Andrea Bonifazzi, che è stato molto bravo invece a difendere e a chiudere la porta in quel caso sul circuito del Mugello. Qui una pista totalmente differente anche in termini di altimetria per quanto riguarda, attenzione perché qui c'è De Curtis che si è fatto vedere all'interno, ma anche lui ha esagerato in fase di frenata, e per evitare proprio la vettura di Sturla qui c'è la perdita di controllo della vettura numero 21 di Black Cars, che dunque rimane adesso fuori pista, sperando che possa ripartire, mentre davanti continua ad allungare Leone. 1.20 e 199 il giro veloce conquistato proprio da Leonardo Leone nell'ultimo passaggio, tempo che lo porta vicino anche al suo riferimento della pole. E qui rivediamo nel replay proprio la perdita di controllo della vettura numero 21 di Giovanni De Curtis, è purtroppo rimasto insabbiato in uscita proprio da curva 1, e c'è virtual safety car chiamata dunque dalla direzione gara. Piloti che adesso dovranno inserire il limitatore e procedere a velocità costante per permettere ai marshal di riportare in sicurezza il circuito. Virtual safety car che chiaramente, a differenza dell'uscita in pista della vettura di sicurezza, permette, diciamo, di frizzare un po' i distacchi e quindi evitare di cambiare un po'
le sorti sportive della corsa, quindi in questo momento ne può beneficiare Leonardo Leone. Mi sembra però che la direzione gara sia passata a una fase di safety car, infatti si è riavvicinato Alessandro Lisi e quindi ci sarà di nuovo l'uscita in pista della vettura di sicurezza per ricompattare il gruppo, che in realtà si è già ricompattato. A questo punto 7 piloti rimasti in pista per questa prima manche con 17 minuti al termine. Piuttosto tribolata questa gara 1 dell'RS Cup, e adesso la vettura di De Curtis viene trascinata fuori pista, oltre le barriere di sicurezza, e viene di nuovo sventolata però bandiera verde, quindi si riparte subito con attenzione, perché cambia l'ordine della classifica. C'è la battaglia con Manuel Stefani che ne ha approfittato. In realtà sono fatto trarre in inganno, perché la vettura di Leone sembrava più vicina, ma ha riconquistato nuovamente il vantaggio in ripartenza. Ne ha approfittato invece Stefani per sopravanzare Alessandro Lisi, davanti invece a Davide Pezza, che si trova proprio nel mezzo di questo gruppo da 5 piloti compattissimo in questa fase, con Alessandro Lisi che si è fatto vedere adesso all'interno di Manuel Stefani. Leone invece può beneficiare di questi quasi 5 secondi di vantaggio, un vantaggio importante in vista anche della seconda metà di gara da poter amministrare, vantaggio che continua a salire grazie anche alle battaglie alle sue spalle, con Alessandro Lisi che prende tutta la scia sul lungo rettilineo che porta al curvone in curva 6. La percorrenza qui della veloce verso destra è ancora nuovamente a destra per il secondo curvone. Si alza qui la posteriore destra, la gomma più scarica in questo setup molto morbido scelto dai piloti proprio per una questione di maneggevolezza del mezzo. E poi siamo già all'uscita dell'ultima curva, si torna sul traguardo e si torna a girare anche in 1.20 per quanto riguarda Leone, un secondo guadagnato addirittura in questo giro sulla vettura di Seven Hills Motorsport, e dopo aver conquistato la seconda posizione adesso sta un po' faticando su Alessandro Lisi, che prova a farsi vedere in tutti i modi, ma in realtà ci sono pochi punti, pochi spot per quanto riguarda il sorpasso. Chiaramente curva 1, la curva del traliccio, è uno di questi, il tornantino con un raggio piuttosto ampio. Poi la zona del tornantino di curva 4, ma è una curva piuttosto stretta per infilarsi, e chiaramente il curvone con questo lungo rettilineo dove si può beneficiare anche dell'effetto della scia, ma è una curva piuttosto rapida, si interviene poco sui freni e quindi c'è poco spazio. Qui abbiamo visto invece il lungo di Bonifazzi, che perde dunque la posizione nei confronti di Pierluigi Sturla, che dopo il testacoda nelle prime fasi adesso prova a tornare in zona podio. Si trova in quinta piazza alle spalle di Davide Pezza. Si fa vedere ancora Alessandro Lisi, questa volta all'interno di curva 1 con Stefani che risponde però, e dunque si rimane a posizioni invariate tra la vettura numero 72 e quella numero 22 di Alessandro Lisi. Dietro invece si danno battaglia Pezza e Sturla. Rivediamo nel replay, qui c'è stato il lungo da parte di Bonifazzi, una sbavatura del pilota di Orvieto che ha saputo conquistare una grande vittoria in gara 1 a Misano davanti a Paolo Tartabini, il campione in carica, campione uscente a questo punto, perché è stata l'unica presenza, l'unico gettone di presenza per quanto riguarda Tartabini nel weekend di Misano, che ha un po' faticato a ritrovare il ritmo dopo un periodo di assenza.
poi però ha ritrovato anche il successo subito nella seconda manche, e qui invece lo scorso anno non riuscì a vincere. Come detto, i due successi andarono proprio a Fulvio Casciandrini, che, se non ricordo male, era in pista proprio con la vettura di Pierluigi Sturla, che in questo momento si fa vedere nei confronti di Davide Pezza sul rettilineo principale. Questa volta è Stefani ad essere più veloce in pista in 1.20.971, è stato il secondo pilota ad abbattere il muro dell'1.21, c'è riuscito anche Alessandro Lisi, che sembra nettamente più rapido anche per una percezione visiva in questa fase, continua ad incrociare le linee soprattutto nelle curve più lente, mentre direi che Sturla ha conquistato la quarta posizione e quindi si porta all'inseguimento nuovamente del podio, occupato da Stefani e Lisi. Passaggio adesso al primo settore con ancora una volta Leone, che sta amministrando invece questi 5 secondi e mezzo di vantaggio su Stefani, che chiaramente adesso si è anche velocizzato in termini di passo, mentre una volta completato il sorpasso per quanto riguarda Sturla davanti alla vettura di Davide Pezza ci sono 2 secondi e 3 da recuperare nei confronti della coppia composta da Stefani e Lisi, e dunque rimonta inscenata da parte di Pierluigi Sturla, molto rapido in qualifica, pilota che ha avuto una grande esperienza anche con queste vetture nella Clio Cup Italia nella stagione 2020. E qui ancora Lisi, che sta cercando il pertugio nei confronti del suo rivale per il campionato, che a questo punto allungherebbe di 3 punti grazie a questa seconda posizione, 18 punti conquistati dal secondo classificato, 15 vanno al terzo, andrebbe invece a recuperare 7 punti Leonardo Leone dalla terza posizione, se non erro proprio a meno 7, sì, infatti sarebbero praticamente appaiati in testa alla classifica Leone e Stefani, con Alessandro Lisi che invece cederebbe proprio il posto a Leonardo Leone in seconda posizione. Invece Andrea Bonifazzi, dopo il lungo, adesso si trova in sesta posizione e chiaramente tra i primi 4 che si giocano il titolo, quello un po' più in difficoltà, almeno per questa prima manche qui da Magione. Nuovo passaggio sul rettilineo, nuovamente in 1.20 e 972 per Leonardo Leone. Invece Stefani sta dimostrando anche di aver gestito molto bene i pneumatici. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara con il pilota di Seven Hills Motorsport che si trova a 4 secondi e mezzo dalla vetta, guadagnando mezzo secondo in questo giro nei confronti del leader della corsa. Qui invece la regia va a pescare Andrea Bonifazzi, che è tornato in pista dopo il lungo al curvone e si trova particolarmente distante in questa fase rispetto a Davide Pezza. Dovrebbe essere un ritardo di 13 secondi. C'è stato però un errore da parte di Pezza nel primo settore, perché ha perso terreno nei confronti di Pierluigi Sturla, che chiaramente adesso dopo il sorpasso si è anche velocizzato, ma non quanto la coppia composta da Stefani e Lisi, quindi podio che sembra un po' più complicato, almeno in questa ultima parte di gara. Chiaramente però la sua quarta posizione gli permette di approfittarne in caso di battaglie fra i due piloti che si stanno giocando anche il campionato. Attenzione, perché nuovamente si è riavvicinato Lisi, si fa vedere qui all'interno di curva 2. Non c'è però lo spazio per infilare la sua vettura, la sua Clio numero 22, e quindi si rimane con le posizioni invariate alle spalle invece di Leone, che comanda
con 5 secondi di vantaggio. C'è stato forse una sbavatura in questo giro per Stefani, che ha alzato i tempi in 1:21,3 rispetto al 20,4 registrato in precedenza. Invece miglior giro personale per Alessandro Lisi in 1:20,536. Non è però il giro veloce, che peraltro appartiene a Leone, ed è stato anche più rapido rispetto al giro che gli ha permesso di partire dalla pole position. Una gara 1 in mattinata, questa dell'RS Cup, rispetto alla seconda manche che sarà poi nel pomeriggio, e quindi può beneficiare anche di una pista in condizioni un po' più di fresco rispetto poi al resto della giornata. Con ancora Leone che va a transitare sul traguardo alla conclusione del giro numero 13. Per quanto riguarda il leader incontrastato di questa prima manche da Magione, penultimo appuntamento stagionale dell'RS Cup, una lotta invece importantissima anche in ottica campionato per il secondo e terzo gradino del podio, anche perché qualora ci fosse il sorpasso per Alessandro Lisi, questo vorrebbe dire anche perdere 3 punti in campionato per Manuel Stefani. Dunque Leone salirebbe al comando della classifica generale con questo ottimo periodo di forma che lo vede protagonista dal Mugello. Trovato davvero una quadra anche a livello tecnico, direi, forse a livello di setup. Leone che nel primo round stagionale aveva conquistato un doppio podio in seconda posizione alle spalle di Giulio Benzi, che era stato il protagonista nel weekend di Vallelunga, weekend iniziale della stagione. Speriamo chiaramente che si possa intervenire sulla vettura di Black Cars per riportare proprio Giulio Benzi in pista, anche perché ha saltato l'appuntamento di casa al Mugello per un infortunio e l'abbiamo ritrovato però in pista qui a Magione. Attenzione, perché in questo giro invece è stato Alessandro Lisi a perdere notevolmente nei confronti di Stefani in 1:21,704, 7 decimi lasciati proprio al rivale per il titolo contro l'1:20,481 di Leonardo Leone, che, come avevamo detto, ha salvato ancora un po' di gomma, potendo anche usufruire proprio di questo vantaggio acquisito sin dalle fasi iniziali di gara. Poi area libera davanti per poter amministrare e gestire i pneumatici, e invece l'opposto per quanto riguarda Alessandro Lisi, che a questo punto forse sta anche pagando un po' quest'ultima parte di gara. Mancano 4 minuti e 21 sul cronometro. L'ultima curva affrontata adesso da Stefani Lisi per ritornare sul traguardo nuovamente in 1:21,0. Si è velocizzato Alessandro Lisi, ma più lento nei confronti della seconda posizione, più lento anche Pierluigi Sturla, che infatti si trova a 3 secondi dal podio. E qui Andrea Bonifazzi, che invece sta provando ad avvicinarsi a Davide Pezza per riportarsi in top 5, posizione che lo aveva visto in partenza, se non erro, lui che ha conquistato in qualifica il 7° tempo, quindi in realtà comunque una posizione guadagnata, beneficiando anche dell'uscita da parte di Saverio Crea e Onofrio Mariella, mentre Giovanni De Curtis è stato il terzo pilota ritirato a questo punto della gara, o meglio Mariella e Crea vengono segnalati come non partiti, vengono classificati come un DNS, proprio perché la procedura di partenza in realtà poi è stata annullata con l'esposizione della bandiera rossa, e dunque
una gara che adesso proseguita nei suoi canonici 25 minuti, mentre la prossima gara protagonista sarà la Youngtimer Touring Cup, che assieme al Master Tricolore Prototipi hanno le manche più brevi di questo weekend, 20 minuti di gara per le vecchie glorie del mondo turismo e anche per i prototipi, prima di trovare in pista invece le ruote scoperte con la Formula Junior, 25 minuti anche per le vetture della Formula Junior, e invece saranno 60 i minuti di manche per quanto riguarda il campionato italiano autostoriche, con la suddivisione nel terzo e quarto raggruppamento, che sarà intorno alle 12, mentre chiaramente torneremo in pista poi nel pomeriggio con ancora il campionato italiano di velocità autostoriche, ma con il primo e secondo raggruppamento. Poi ancora RS Cup, nello stesso ordine si proseguirà verso la conclusione della giornata per la Formula Junior, che andrà a calare il sipario su questo Historic Racing Weekend di Magione. Attenzione, perché è un po' un tira e molla in questa fase tra Stefani e Lisi. Si è riavvicinato il pilota di Go Race in seconda posizione, in terza posizione, all'inseguimento proprio della seconda posizione di Stefani, che ha ceduto un passo a Leone dopo un tentativo di rimonta. Si era riportato sotto i 5 secondi, adesso invece il vantaggio del leader della corsa monta a 8 secondi e 7, soli 3 decimi invece a separare Stefani e Lisi su questo rettilineo che li porta verso la speed trap a 186,9 km orari per Alessandro Lisi, quasi 3 di vantaggio, potendo approfittare anche della scia. Più distante invece Pierluigi Sturla in quarta posizione, e qui pochi secondi al termine, quindi ultimo giro per quanto riguarda Leonardo Leone, con invece ancora in battaglia Stefani e Lisi per la seconda e terza posizione. Ultime chance per Alessandro Lisi per portarsi davanti a uno dei rivali a questo punto per la classifica, perché si riaffaccia in testa anche Leonardo Leone con questo doppio successo ottenuto tra il Mugello e qui nell'autodromo Umbro. Si difende ancora Stefani in questa fase, non c'è lo spiraglio per completare la manovra di sorpasso. Per quanto riguarda Alessandro Lisi, forse l'ultima opportunità proprio qui al curvone, con tutta la scia offerta da Manuel Stefani, ma nulla da fare. Si rimane con le posizioni invariate sul podio, dietro anche distacchi cristallizzati tra Sturla, Pezza, Bonifazzi e infine Ercole Cipolla. Bandiera a scacchi per Leonardo Leone, che vince anche qui a Magione e si porta a pari punti con Manuel Stefani in testa alla classifica. Può festeggiare però dalla sesta posizione il pilota di Seven Hills Motorsport, autore di una grande gara. Alla fine ha regolato Alessandro Lisi fino alla bandiera a scacchi alla conclusione di questi 19 giri di gara, e poi Pierluigi Sturla, anche lui rimonta dopo il testacoda che lo ha portato però fuori dal podio. Alla fine non ne aveva quanto Stefani e Lisi e quindi si è dovuto accontentare comunque di una ottima quarta posizione. Davide Pezza chiude la top 5, vince chiaramente in classe under 25, invece Stefani a vincere per quanto riguarda gli over 50. Bonifazzi, autore di un'escursione che lo ha portato invece in sesta posizione, perdendo punti importanti per il campionato. Infine Ercole Cipolla, prima di trovare Giovanni De Curtis, di fatto unico ritirato di giornata, ma coinvolto in un incidente prima della partenza, Onofre Marielle e Saverio Crea, che hanno dovuto ritirare le vetture prima della seconda ripartenza dopo l'interruzione
su una fase di bandiera rossa. Si concludono così quindi i primi 25 minuti di gara di questa domenica all'insegna del motorismo storico, con però di fatto tra le vetture più moderne presenti in pista questo weekend, l'RS Cup che apre proprio il penultimo circuito affrontato in questo 2025 di PNK Motorsport, perché poi la stagione si chiuderà invece a Misano. E adesso i piloti che tornano in pit lane prima della ultima S finale, freccia verso sinistra per rientrare con il limitatore attivato in pit lane e chiaramente verso anche il parco chiuso, mentre piloti che non saranno sul podio si riportano la vettura nel paddock, nel garage. Ed eccoci allora con la vettura DMC Motortecnica di Leonardo Leone, che conquista un'altra vittoria in questa stagione. È il suo terzo successo, perché era riuscito a vincere anche a Vallelunga, ma non nella prima tappa, bensì nella terza gara di questa stagione, ed è anche il quinto podio, no, il terzo podio consecutivo, perché in realtà è arrivato quarto poi in gara 2 a Vallelunga. Comunque una serie di risultati che lo hanno portato adesso ad affiancare Stefani in testa al campionato, e poi Alessandro Lisi con la terza posizione, comunque non distante fondamentale chiaramente la qualifica in questo campionato, soprattutto qui a Magione. E andiamo a rivedere proprio l'azione di questa prima manche, 25 minuti percorsi dall'RS Cup, con Leone che ha preso subito il largo in partenza difendendo la pole position, battaglie con Andrea Bonifazzi prima invece del testacoda di Pierluigi Sturra dalla seconda posizione, lasciata poi nelle mani di Alessandro Lisi, sopravanzato dalla rimonta di Stefani. Escursione in uscita da curva 1 per Giovanni De Curtis, che è rimasto in ghiaia. Fuori pista anche per Andrea Bonifazzi, ma molto bravo a riprendere il controllo della sua Clio, tornato poi in sesta posizione. E qui i tentativi di attacco da parte di Alessandro Lisi, che per larghi tratti è sembrato più rapido rispetto a Manuele Stefani, ma nulla ha potuto rispetto alla difesa del leader del campionato, raggiunto a questo punto da Leonardo Leone grazie al successo di questa gara 1. Tra poco in pista invece la Youngtimer Touring Cup, alla sua terza uscita stagionale, condividendo la griglia con il campionato italiano autoclassiche. Youngtimer Touring Cup che rivedrà anche il ritorno in pista del campione uscente Federico Borret con la sua FIDA BMW M3. Dunque una RS Cup che è andata un po' per le lunghe, chiaramente con la bandiera rossa. E tra poco invece avremo i piloti in zona parco chiuso quanto riguarda i protagonisti sul podio. Eccoci qui, siamo con Silvia, alla quale vado a dare anche il buongiorno, e andiamo ad ascoltare le parole del vincitore Leonardo Leone. Buongiorno Antonio, sì esatto, sono qui con il protagonista indiscusso di questa gara, una gara a dir poco rocambolesca, ma tu hai tenuto nervi saldi dall'inizio alla fine, lieto fine. Sì, lieto fine, quello che fa la differenza, come dico sempre, è la mente che gioca la partita più grande. Io per questa vittoria comunque devo dire che ha vinto il team, ringrazio il team MC Motortecnica che mi hanno dato una macchina giusta dalle prove libere, e ovviamente chi mi aiuta a livello tecnico, che è Matteo Desideri, che ha più esperienza di me, quindi colma quel gap di inesperienza che ho, perché ho fatto poche corse nella vita e questo è il primo campionato per intero, quindi sono molto contento.
Magione era una pista che non conoscevo bene, motivo per cui mi sono venuto a fare un giorno di test prima volta e è servito, quindi anche questo tipo di preparazione serve, quindi la preparazione tecnica, quindi mentale e tecnica. Sono contentissimo. Nella qualifica, non so se l'hai seguita, sono partito pure lì in salita perché mi sono girato 2 volte, le gomme dietro non andavano bene e ho fatto i 2 giri buoni alla fine, quindi mi dispiace che il secondo giro è secondo tempo, quindi non riesco a partire primo anche in gara 2, però la macchina adesso andava bene e quando la macchina va bene penso so quasi, non dico sono bravi tutti, però insomma la guidi e va bene. A Roma gara 2 per esempio era andata in crisi di gomme, scusa, a Mugello era andata in crisi di gomme, era inguidabile, quindi qui è stato più semplice, quindi ringrazio ancora il team. Senti, a camere spente ci hai parlato di un dolorino, non c'è più. C'è la spalla, sono arrivato con una spalla infiammata e non si sa perché. Io credo che siano degli autosabotaggi. Cioè io penso che ognuno di noi quando ha una prestazione importante tenta di autosabotarsi con la febbre, con i mal di schiena o con gli imprevisti e a me, io lo insegno nei corsi che faccio, capita anche a me perché sono essere umano anche io, questa spalla è incredibile, mi si è infiammata in un modo, non ho fatto movimenti, non ho fatto allenamenti strani, forse un po' di corsa e non la posso alzare più di così, quindi ho dovuto guidare tirando col destro. Quindi Magione è una pista dove si guida molto, quindi all'inizio pensavo di non riuscire, quando ho visto nelle libere alla fine aiutandomi col destro sforzavo poco il deltoide e allora ho detto gliela faccio, perché stavo quasi per non venire. Però hai dominato la tua mente e il tuo corpo ancora una volta. Sì, ringrazio me stesso, Dio e il team, grazie a tutti. Ci vediamo dopo in griglia, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Ti restituisco la linea, Antonio, ci vediamo tra poco in griglia con gara 1 Young Timer Touring Cup. Grazie. Grazie Silvia, dunque un Leonardo Leone che è stato anche più forte dei problemi a livello fisico ed eccoci subito con la griglia della Young Timer Touring Cup. Vediamo dalla pole position proprio Federico Borret, il campione tornato subito a ruggire in pole, davanti invece a Matteo Panini che ha dominato di fatto le prime 2 uscite di questa stagione, lui che appartiene però alla categoria delle vetture classiche per quanto riguarda il campionato italiano, in lotta con la coppia, la Porsche, composta da Simone e Roberto Barin. Qui a Magione, direi complimenti che vanno al vincitore di gara 1 dell'RS Cup proprio per aver affrontato, direi al meglio anche nella interpretazione delle linee su una pista complicata come quella di Magione. Ed eccoci qui con il poleman Federico Borret che torna in griglia a questo punto, una sua prima uscita stagionale per un pilota che ha vinto anche la Coppa Italia Turismo proprio con questa BMW M3 nel 2017, un'esperienza internazionale che l'ho visto presente anche nella vettura portata in pista proprio dalla collezione gestita dal padre Umberto, pilota modenese, nella sua collezione, nella loro collezione Panini, con davvero grande storia all'interno. Ed eccoci nuovamente in griglia con Silvia che ha corso direttamente dal paddock verso la griglia di partenza. Torniamo allora, linea a Silvia. Sì, esatto Antonio, abbiamo delle tempistiche un po' ristrette, ma siamo con il poleman, l'inossidabile Federico Borret. 2 considerazioni al volo. Devo stare molto attento perché praticamente adesso avevo le gomme, fossero come messe nell'olio, scivolosissima, e devo fare molta attenzione quando ripartiremo e spero che vada tutto bene sia per me che per gli altri. Assolutamente, in bocca al lupo. Non dico niente. Non diciamo nulla. Ti restituisco la linea Antonio, grazie. Grazie Silvia, intervento al volo dunque con il poleman Federico Borret che però non ha avuto vita facile in qualifica, soli 5 decimi di vantaggio su Matteo Panini, chiaramente una differenza anche di vettura per quanto riguarda i 2 piloti protagonisti in prima fila che si sono giocati la pole position in questa gara 1, andando a vedere un po' i settori in qualifica. Un Borret che ha fatto la differenza nel primo e nel secondo tratto del circuito, quindi in particolare poi anche
in termini di velocità di punta, andando a conquistare il miglior tempo con una speed trap di 208 km/h, 5 in più rispetto, quasi 5 in più rispetto a Matteo Panini. Questo potrebbe essere un po' un elemento di analisi per quanto riguarda questa prima manche nelle battaglie tra Borret e Matteo Panini in prima fila. Poi attenzione perché il miglior tempo assoluto in qualifica nel terzo e nel quarto settore, quindi curve di media o alta velocità, appartengono ad Arturo Pucciarelli, che quindi potrebbe essere un po' un outsider di questa gara 1. Pucciarelli che parte però dalla quarta posizione alle spalle di Giulio Valentini, pilota che porta in pista invece le 3 vetture della Seat Leon Cup Racer, una delle vetture più moderne in realtà in griglia qui nella Youngtimer Touring Cup. Vediamo invece inquadrata la Peugeot 206 di Maurizio Fumi, affiancato dalla Clio 3 di Crescenzio Rivellini, e infine l'ultima fila con Andrea Tronconi e Rino De Luca, che sono riusciti a segnare un tempo durante la sessione di qualifiche, e dunque partiranno dalla quinta e ultima fila. 10 secondi al giro di formazione anche per la Youngtimer Touring Cup, bandiera verde che dunque avvia le vetture in pista qui a Magione per la prima manche della Youngtimer Touring Cup, campionato che è debuttato nel 2024 nella filiera dei campionati di PNK Motorsport, e come detto va un po' a colmare quel vuoto dal 1993 al 2010 con vetture in realtà di diversa tipologia di preparazione. Vediamo davvero una griglia molto variegata, con anche l'aggiunta per quanto riguarda le vetture del campionato italiano di velocità auto classiche, chiaramente più moderni rispetto alle auto storiche, che invece saranno protagoniste con di fatto vetture dagli anni 60 fino poi appunto al 1993. Youngtimer Touring Cup che si presenta qui al terzo appuntamento stagionale dopo la seconda tappa corsa a Vallelunga, doppietta per quanto riguarda Matteo Panini, con Arturo Pucciarelli ritirato in gara 1 che ha conquistato la seconda posizione nella seconda manche, terzo posto per Rino De Luca, in quel caso doppio podio per il pilota Honda, che condivide in questo weekend la vettura con Camillo Piccina, autori di una bella battaglia negli anni anche nel campionato italiano turismo, ehm, nello scorso decennio, e Youngtimer Touring Cup che lo scorso anno qui a Magione trovò proprio la doppietta di Federico Borret, una delle tante vittorie ottenute dal pilota BMW, che lo portarono poi al titolo a fine stagione. Nazareno Compagnoni in seconda posizione davanti a Massimo Orlandini. Lo scorso anno entrambi però poi si scambiarono le posizioni per gara 2, con Orlandini davanti a Compagnoni. E quindi questo è un po' lo scenario che si prospetta davanti a questa gara 1 della Youngtimer Touring Cup. I piloti che sono già nell'ultimo settore si preparano dunque alle fasi di partenza lanciata invece per quanto riguarda la Youngtimer Touring Cup, gruppo che si è spezzato in due qui con la Peugeot 206. Parte invece davanti, ottimo spunto per Matteo Panini, che subito si porta in testa con la Callaway Corvette davanti a Federico Borret, portato i cavalli della sua vettura con livrea Martini. Dietro subito in rimonta invece Rino De Luca, che attenzione perché qui c'è il contatto tra le due Alfa Romeo, la 147 che è andata a toccare sul posteriore Arturo Pucciarelli, la vettura invece di Mauro Simoncini, Comasco, con la Alfa 147, una cilindrata leggermente superiore rispetto invece alla 156 di Arturo Pucciarelli, entrambe però gestite dal Sesa Racing, quindi un contatto proprio tra i due compagni di squadra, e qui era praticamente impossibile evitare, dopo il bloccaggio di Mauro Simoncini, rimasto fermo anche una Seat, quella di Andrea Tronconi, che non ha potuto far niente con le due Alfa ferme dinanzi a lui. Invece torniamo con le immagini davanti, perché c'è Matteo Panini che dopo aver preso
la leadership di gara adesso viene insidiato da Federico Borret, in particolare nel tratto guidato. Attenzione però anche all'uscita poi dalla curva del muro, che chiaramente permetterà a Borret di beneficiare proprio di questo vantaggio in termini di velocità di punta, dove ha fatto proprio la differenza in qualifica. Qui però c'è un lungo da parte di Panini, dunque sono appaiati verso curva 2 con Borret però dall'esterno, si difende qui Panini allungando la linea. Attenzione perché è una battaglia che permette anche a Giulio Valentini di avvicinarsi, una delle 3 Seat presenti in pista, quindi abbiamo di fatto 3 piloti che adesso occupano le prime 3 posizioni, ma sono anche in testa nella rispettiva classe. Invece Simone Barini in quarta posizione con la Porsche 996, e qui torniamo ancora davanti perché abbiamo già affrontato il curvone. È rimasto in testa Matteo Panini davanti a Borret e Giulio Valentini, primi 3 separati in poco più di un secondo. Passaggio sul traguardo in 1:21 e 707 dopo un primo giro con gomme ancora fredde. Attenzione perché Borret rompe l'indugge all'interno di curva 1 e va subito al sorpasso di Matteo Panini. Grande manovra da parte del campione della Youngtimer Touring Cup, portato all'interno dunque di Matteo Panini. Vedremo se ci sarà la risposta, soprattutto nella seconda metà di pista, magari dove Panini riesce ad interpretare meglio le curve più alta velocità. È ripartito nel frattempo Arturo Pucciarelli, detto Puccio. Simoncini è andato a sorpasso di Maurizio Fumi, che in questo momento va a chiudere la classifica. Intanto prova a scappare via Federico Borret, guadagnando 2 decimi nel terzo settore. A breve si tornerà sul traguardo. Il giro veloce appartiene a Giulio Valentini in 1:20 e 782. L'impressione però che potrebbe essere migliorato da Federico Borret, addirittura 1:18 e 560, quasi 2 secondi guadagnati in un solo giro per Federico Borret su Matteo Panini. Chiaramente ha subito anche il sorpasso a un tempo subito strepitoso da parte di Borret. Attenzione perché qui c'è il sorpasso di Pucciarelli che si riporta nella sua posizione di partenza, che gli ha permesso anche una veloce rimonta rispetto alle diverse categorie presenti alle sue spalle. Intanto Rino De Luca che prova a riavvicinarsi e che corre nella stessa categoria proprio di Arturo Pucciarelli, 2 vetture comunque differenti tra la Civic Type R e la Alfa 156, mentre abbiamo a questo punto Borret in testa con oltre un secondo di vantaggio su Matteo Panini. Allunga in questa fase di gara, nonostante adesso la speed trap vada a favore di Matteo Panini, che chiaramente ha avuto anche un po' di effetto scia in questa fase, ma comunque lo aiuta anche una buona interpretazione dell'uscita dalla curva del muro. Ecco invece Simoncini che è rimasto più attardato tra i piloti coinvolti proprio nel contatto di curva 1. In ottava posizione è andato comunque al sorpasso di Crescenzio Rivellini. Sul traguardo invece Simone Barin davanti a Tronconi e poi appunto Rino De Luca che sta cercando di difendersi da un Simoncini che però ha guadagnato 3 secondi e mezzo in questo giro, quindi potrebbe arrivare a breve il sorpasso. Davanti invece 2 secondi e 2 è il vantaggio di Federico Borret. Attenzione perché Pucciarelli è scatenato e nella sua rimonta ha conquistato anche il giro veloce, 1:17.811, gran giro da parte di Arturo Pucciarelli, che però ha questi 12 secondi da recuperare rispetto a Giulio Valentini,
guadagnando 2 secondi in questo giro, quindi con 18 minuti al termine c'è ancora chiaramente la possibilità di riavvicinarsi in zona podio, qualora chiaramente rimanesse più o meno simile la differenza in termini di passo gara. Continua ad aumentare invece il vantaggio di Federico Borret, che non si migliora in questo giro ma rimane costante sui suoi tempi. Non si migliora anche Matteo Panini, ma per pochi millesimi. Invece miglior giro personale di Giulio Valentini, che abbassa circa 4 decimi in 1.19,2. Alza i tempi Arturo Pucciarelli dopo il giro veloce in 1.18,3. Comunque un secondo rifilato a Giulio Valentini e il distacco che si aggira intorno ai 12 secondi adesso alle spalle del podio. Invece completato il sorpasso da Mauro Simoncini, che lo vediamo davanti a Rino De Luca con la vettura numero 172, l'Alfa 147, invece un Alfa che corre nella categoria E1 come anche le vetture di Maurizio Fumi, Pucciarelli, De Luca e Federico Borret, ma nello specifico per Simoncini e Borret una differenza in termini di cilindrata, una E1 3000 rispetto alle vetture 2000 di cilindrata di Fumi, Pucciarelli, De Luca, invece la più potente tra questa sezione delle vetture turismo, quella proprio di Federico Borret con la M3 E36, la terza generazione per quanto riguarda la M3. Eccolo qui Arturo Pucciarelli che torna sul traguardo 1.19.153 dopo aver dato uno strappo sul tempo. Adesso sta perdendo qualcosa, continua a guadagnare in realtà su Valentini, ma solo un decimo in questo giro, chiaramente non sarebbe abbastanza per riportarsi in zona podio. Vediamo anche sulle portiere proprio la scritta Puccio, il suo soprannome. Davanti invece inizia una fase di gestione per quanto riguarda Federico Borret, sebbene Matteo Panini sia velocizzato in questo giro 1.18 e 676. Ricordiamo chiaramente che Panini deve anche gestire il suo vantaggio in classifica per quanto riguarda le vetture del campionato italiano di velocità autoclassiche. Matteo Panini davanti con 34 punti contro i 19 di Crescenzio Rivellini. Chiaramente anche due sezioni differenti per quanto riguarda le classi, ma ci sono comunque le varie classifiche anche per quanto riguarda le diverse categorie presenti in pista. E siamo adesso a 15 minuti circa dal termine con tra l'altro Borret che si sta avvicinando anche alla vettura di Crescenzio Rivellini, se non vado errato. Così è, proprio la Clio 3 di Rivellini, e dunque tra poco verrà doppiato dal leader della corsa e direi anche da Matteo Panini, vista la differenza di passo gara. Nel frattempo è fermo in box purtroppo la Peugeot di Maurizio Fumi e dunque problemi per la 206 di PC Motorsport. Anche per Fumi un ritorno in pista dopo l'assenza dal round di Vallelunga, mentre come detto Rivellini appartiene proprio alle vetture del campionato italiano autoclassiche, ma con una diversa categoria rispetto alla Corvette e alla Porsche 996 dei ticinesi Garin. Eccola qui la bandiera blu che viene sventolata, un punto però complicato questo per il doppiaggio, deve scartare all'interno con anche un leggero bloccaggio per Federico Borret, che ha perso un po' di terreno, ma comunque un vantaggio oltre i 2 secondi su Matteo Panini, che invece si trova con un doppiaggio decisamente più agevole, sfruttando anche la scia
sul rettilineo. 2-2 adesso al terzo riferimento cronometrico, verso 1 secondo e 3 al momento. Federico Borret rimane comunque in agguato la vetta di gara a riavvicinarsi al leader della corsa. Ha sbagliato però leggermente l'ultima curva. Comunque Matteo Panini che sta spingendo tantissimo in questa fase di gara, 1.18 e 450, doppiaggio completato anche da Giulio Valentini. Diamo un'occhiata anche al vantaggio proprio del pilota che occupa la terza posizione sul podio, 7 secondi e 1, si sta avvicinando adesso Arturo Pucciarelli che continua a girare sull'1.18 e 108, il pilota più veloce in pista in questa tornata. 1.24 invece ha alzato i tempi Valentini, considerando però anche il doppiaggio che probabilmente gli ha fatto perdere un po' di tempo nell'ultimo settore. Adesso nel mezzo, proprio tra Valentini e Pucciarelli, c'è proprio la vettura di Rivellini, mentre davanti torna a spingere Federico Borret, vantaggio che adesso aumenta a 2 secondi e 7, perde un solo millesimo qui nel secondo settore, l'unico settore di fatto in piena farfalla per quanto riguarda il gas. Ed ecco inquadrato Giulio Valentini con questa Seat Leon Cup Racer, vettura protagonista in passato del monomarca, proprio del marchio spagnolo, sostituito dal marchio Cupra che vediamo presente nella Coppa Italia Turismo, che tornerà a Misano per il finale di stagione. Invece Pucciarelli con una convergenza leggermente diversa alle ruote, abbiamo visto la vettura non perfettamente allineata sul rettilineo principale, veramente una maggioranza di curve verso destra che quindi costringe anche i piloti a scegliere un setup studiato proprio per evitare un innalzamento delle temperature delle gomme sulla spalla sinistra. 7 curve verso destra e 4 verso sinistra, una carreggiata invece che si aggira intorno ai 10-11 metri, direi piuttosto ristretta. Questo è il punto più largo, proprio quello sul rettilineo del muro e sul rettilineo principale. E poi qui il tratto, non quello più tortuoso perché è chiaramente il primo settore, ma comunque un tratto molto guidato che riporta i piloti sul rettilineo principale. Continua ad avvicinarsi Arturo Pucciarelli, chiude il giro 1.18 e 170, adesso continua a martellare su ottimi tempi e a 2 secondi 8 dal podio davanti a sé comincia ad avere anche un effetto visivo e ad affrontare curva 2 che porta invece alla 3 e poi al tornantino di curva 4 prima di percorrere la curva del muro e spalancare il gas sul rettilineo che porta appunto alla tripla curva verso destra, la 6, la 7 e la 8, che si avvicina notevolmente sul rettilineo. Migliore speed trap anche per Pucciarelli in questo passaggio, quasi a sfiorare i 200 km/h verso il curvone. Guardate quanto si avvicina proprio nell'ultimo tratto, quello favorito da questa Alfa 156, dove Pucciarelli ha fatto la differenza in qualifica, è rimasto però alle spalle di Giulio Valentini. Adesso, nonostante il contatto il testacoda del primo giro, una gara di grande rimonta con un gran ritmo per Pucciarelli che deve desistere al tentativo di attacco in curva 1 con Valentini che va a chiudere l'interno. Vediamo poi verso la 2, comincia a guardare verso alle sue spalle, negli specchietti, la Seat di Valentini. Pucciarelli che si trova invece in una fase di studio, ma chiaramente a breve potrà sfruttare
il rettilineo in realtà già portato all'interno in curva 3, scatenato Arturo Pucciarelli in questa gara 1 con Matteo Panini che adesso gira sull'1.18 e 718, vantaggio che comunque lo vede con 11 secondi su Arturo Pucciarelli, dunque con soli 7 minuti e 55 al termine potrebbe essere un vantaggio da poter amministrare per conquistare questa seconda posizione alle spalle di Federico Borret. Ecco l'uscita dall'ultima curva per Pucciarelli che con il sorpasso è andato a perdere un po' di tempo in questo giro, 1.19.5, mentre Valentini si trova già oltre i 2 secondi, quindi il podio adesso conquistato da Arturo Pucciarelli, che chiaramente dovrà comunque sussurrare alla sua Alfa 156 in questa ultima parte di gara. Sono 21 invece secondi di vantaggio per Valentini sulla quinta posizione di Andrea Tronconi, avversario diretto per la classifica di classe tra le Seat Leon in pista. Minuti e 42 adesso al termine. Qui la regia va a cercare invece Mauro Simoncini che è alle prese con il doppiaggio di Crescenzio Rivellini, doppiaggio completato in curva 3, tra curva 2 e curva 3. Simoncini che dopo chiaramente il contatto si è ritrovato alla rimonta, è arrivato fino alla sesta posizione alle spalle di Andrea Tronconi. Torniamo invece su Valentini che torna sul traguardo in 1.24.697, anche lui dopo aver subito il sorpasso ha alzato i tempi, invece davanti continuano a spingere, tempi quasi in fotocopia per i primi tre, 18.4 per il leader, 18.6 per Matteo Panini, 18.5 per Arturo Pucciarelli. È un peccato davvero che in questa fase stiano distanziati tra di loro, 3 secondi e mezzo il vantaggio per Federico Boret, chiaramente sta anche gestendo in questa fase di gara, invece Matteo Panini che ha acceso un po' il suo ritmo, in particolare nella seconda metà di gara, dopo una buona partenza che lo aveva portato in testa, per passo poi completato da Boret in curva 1 e adesso l'Alfiere BMW si riporta nuovamente sul traguardo, ancora una volta a girare in fotocopia 1.18.764 contro il 18.741 del pilota Corvette. Davvero stupenda la livrea di Matteo Panini che oltre ad essere presente nel campionato italiano autoclassiche, anche vice campione italiano delle auto storiche del 2024, tra i 4 raggruppamenti chiaramente presenti nel campionato italiano velocità di auto storiche. Qui ancora Boret alle prese con un doppiaggio, dovrebbe essere addirittura la vettura di Simone Barin, se non erro, la Porsche. No, in realtà è la vettura di Renault De Luca con la Honda che viene adesso doppiata, pilota che occupa l'8ª posizione. Comunque perso un po' di terreno anche la Porsche di Barin che si trova alle spalle di Mauro Simoncini. Ecco qui invece la BMW di Borret con pneumatici Hankook equipaggiati, fino a essere sventolata la bandiera blu
con Rivellini che dovrà far strada questa volta sul rettilineo al leader della corsa, quindi 2 vetture tra Borret e Matteo Panini, ed eccolo invece la Porsche 996, la quarta generazione della 911 del 1997, di fatto a metà di questo leggendario modello del marchio di Stoccarda, che ha venduto nel corso della sua storia oltre 1 milione di esemplari, ha prodotto oltre 1 milione di esemplari. Quarta di 8 generazioni per quanto riguarda la 911, che verrà peraltro aggiornata per la sua configurazione da corsa, con sia la parte GT3 che chiaramente la vettura Cup, e vediamo per esempio protagonista nel National GT Challenge, la Porsche 992 Cup, appunto riceverà un aggiornamento dal casa di Weissach per il 2026. Invece la 996 preparata da Lanza Motorsport per la coppia padre figlio di Simone e Roberto Barin. Ecco invece Borret che affronta il curvone, 6 secondi adesso il vantaggio è aumentato nei confronti di Matteo Panini, alle prese anche con il doppiaggio, quindi forse ha perso un po' di tempo proprio in questa fase, mentre ne ha approfittato Pucciarelli per riavvicinarsi. Rimane per larghi tratti davvero il più veloce in pista Arturo Pucciarelli, sarebbe stato interessante vederlo magari partire al fianco di Federico Borret, che va adesso al doppiaggio di Barina all'esterno di curva 1, doppiaggio però completato già poi nel cambio di direzione per la curva dei vecchi box, che arriva invece a curva 3, e poi in uscita dal tornantino la conclusione del primo settore, il più lungo del circuito, anzi in uscita dalla curva del muro si conclude il primo riferimento della pista, il primo segmento del circuito di Magione. Come detto, il secondo tratto è invece completamente full gas, dove si registra anche la top speed, e poi dal curvone verso questa zona appunto delle S, il penultimo tratto, e infine si torna sul rettilineo principale a chiudere i 2507 metri, che vedono protagonista Federico Borret, tornato in pista nella Young Timer Touring Cup, vince questa gara 1 qui a Magione davanti a Matteo Panini, che lo aveva sopravanzato solo in partenza. Poi però in curva 1 l'attacco da parte di Federico Borret decisivo per conquistare il successo. Gara di grande rimonta per Arturo Pucciarelli dopo un contatto in testa coda nel primo giro di gara, una rimonta che lo ha portato fino al podio, la terza posizione conquistata davanti a Giulio Valentini, che vince nella Seat Leon Cup Racer davanti a Andrea Tronconi. Arriva, eccolo qui, Giulio Valentini a conquistare la bandiera a scacchi davanti al compagno di marca per il costruttore iberico, e infine sarà Mauro Simoncini l'ultimo a prendere bandiera a scacchi, in quanto Barin, De Luca e Rivellini sono doppiati. È tornato in pista anche Maurizio Fumi nel finale, o meglio viene segnalato adesso ancora ai box, quindi probabilmente non ha concluso comunque questa gara 1. E qui braccio fuori dal finestrino per Federico Borret, che torna subito con la vittoria qui a Magione, visto che l'ho visto
vincitore anche lo scorso anno, dunque un altro successo anche in questo 2025 per il pilota BMW, mentre Matteo Panini va a vincere per quanto riguarda la classe KGT delle vetture classiche davanti a Simone Barin, decisamente più in difficoltà rispetto alle scorse uscite di questa stagione, forse e qui siamo già con le vetture in parco chiuso, le vetture sul podio in parco chiuso, Borret davanti a Panini e Pucciarelli, BMW, poi Chevrolet per quanto riguarda la Callaway Corvette e Alfa Romeo con la terza posizione di Arturo Pucciarelli. Pilota che ci ha fatto più divertire da questa gara 1 della Young Timer Touring Cup a suon di sorpassi nella sua rimonta che l'ha portato fino al podio. Tra poco invece in pista ancora vecchie glorie, ma con il Master tricolore prototipi che vedrà una new entry di questa stagione, Danny Zardo, scattare dalla pole position con la sua norma M20. Prima però di vedere protagonisti proprio i piloti del Master tricolore prototipi che cominciano a assaggiare la pista di Magione, abbiamo credo gli highlights per quanto riguarda la Young Timer Touring Cup. Eccoci qui al parco chiuso con i 3 protagonisti sul podio. Ed eccoci allora con gli highlights di questa gara 1 della Young Timer Touring Cup, 20 minuti per quanto riguarda le vecchie glorie del mondo turismo. Subito un contatto tra le due Alfa Romeo del Sesa Racing, tra la 147 di Simoncini e la 156 di Pucciarelli, è rimasto fermo poi anche Andrea Tronconi. Qui invece il sorpasso decisivo di Federico Borret, che ha ceduto il passo in partenza ma poi si è ripreso con grande maestria la prima posizione. Matteo Panini ha cercato in qualche modo di rimanere vicino alla BMW di Borret, che però ha preso il largo, e poi la rimonta per quanto riguarda Arturo Pucciarelli di fatto dal fondo della classifica fino al podio, e poi la bandiera scacchi conquistata proprio da Federico Borret, che ritorna in pista e lo fa però di gran carriera con la sua BMW. Eccolo qui, che tra poco verrà intervistato la nostra Silvia Napoletano proprio nella zona del parco chiuso. Eccoci allora pronti ad ascoltare le parole del vincitore. Sì, Antonio, eccoci, siamo con il vincitore. Io ti ho definito inossidabile, in partenza avevo ragione. Ma è un bel soprannome. Comunque spero che sia vero anche. E qui gli anni passano, comunque la voglia rimane. E io ho fatto rientro dopo un anno di sosta, praticamente mi sento ancora un po' ruggine, comunque un po' alle volte lo sto levando e penso che devo aver fatto un buon lavoro oggi. Decisamente. E in partenza cosa è successo? No, niente, semplicemente ho un motore che non va come quello del Chevrolet, chiaramente. E allora poi, insomma, nel passo gara, nel misto, forse ero più agevolato io come vettura, e poi ho cercato di mantenere il mio ritmo, e poi ho provato a fare quel sorpasso che è andato bene. Lui è stato anche bravo, che non ha opposto nessuna resistenza strana, e dopodiché mi si è aperta la strada e ho tenuto un buon passo. E per oggi pomeriggio? Mi auguro di fare uguale. Non diciamo nulla allora. Non si dice mai niente. Vediamo. Ci vediamo più tardi allora. Vediamo di sì, ok, grazie tanto, grazie. E sulle dichiarazioni di Federico Borret io vi saluto e vi aspetto in griglia per gara 1 del Master Tricolore Prototipi. A tra poco.
Grazie Silvio, allora ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con la griglia del Master Tricolore Prototipi. Nuovamente in pista da Magione per la partenza del Master Tricolore Prototipi, qui inquadrato subito il protagonista di questo 2025, Cosimo Rea, che però è stato protagonista in maniera sfortunata durante le qualifiche, assente proprio dalla sessione di qualifiche, il leader del campionato a causa di un problema tecnico. Ascoltiamo allora le sue parole prima della partenza in griglia con Silvia Napoletano. Sì, esatto Antonio, come l'hai definito tu, il protagonista indiscusso di questo 2025 che ieri è in corso però purtroppo in un intoppo. Gli chiediamo al volo se vuole raccontarcelo. Ciao Cosimo. Ciao Silvia, buona domenica. Niente, abbiamo pensato che era giusto onorare quest'ultima gara di campionato, di questo campionato PNK, anche perché diciamo sono in testa al campionato. Ieri ho avuto un piccolo problema all'uscita del tornantino, mi sono girato e diciamo ho toccato l'anteriore. Papà diciamo ha fatto un sacrificio in mano, è tornato a Salerno, abbiamo preso i pezzi e siamo riusciti diciamo ad avere la macchina pronta stamattina. Quindi per me è di ringraziare in primis lui, Francesco e tutto il team perché hanno fatto un lavoro davvero importante. Speriamo ora di fare solo una gara pulita senza commettere errori e niente, in bocca al lupo a tutti. E in bocca al lupo a te, ci vediamo dopo. E come potete dedurre dal sound in sottofondo, siamo pronti per lasciare che l'asfalto parli e ci dica l'esito di questa gara 1 imprevedibile in casa Master Tricolore Prototipi. Ci vediamo dopo.
Grazie Silvia, ecco la griglia di partenza con la pole position conquistata da Danny Zardo, prima uscita stagionale proprio nell'ultimo weekend del Master Tricolore Prototipi, doppio impegno per lui perché sarà impegnato anche nel campionato italiano di velocità autostoriche. Claudio Francisci invece in seconda posizione con la Lucchini BMW in seconda posizione in prima fila, Francesco Turizio e Silvio Alberti in seconda fila, Alberto Zoli e Giovanni Buganza in quinta e sesta posizione, quarta fila con Santi De Filippis e Franco Palandri, ultimo pilota ad aver fatto registrare un tempo in qualifica, come detto assente Cosimo Rea che giustamente cerca anche di conquistare il titolo perché per soli 2 punti, mancata la matematica certezza dopo il weekend di Vallelunga per arrivare qui all'ultima tappa stagionale di Magione, un ritorno per quanto riguarda il Master Tricolore Prototipi dopo un anno di assenza di campionati di PNK Motorsport, a caccia insomma del successore di Omar Magliona, vincitore del 2023, che proprio qui a Magione, se non erro, ha conquistato il primo podio in carriera al debutto nel 2021, perché la tappa di Magione nel Master Tricolore Prototipi manca addirittura dal 2021. In quel caso le vittorie andarono dalla pole position a Claudio Francisci in gara 1, mentre Roberto Del Castello, un grande ritorno dopo 11 anni di assenza su un prototipo, la vittoria è davanti a Ranieri Randaccio, purtroppo assente da questo fine settimana. E qui Franco Palandri che scatta invece dall'ottava posizione, una vettura piuttosto caratteristica la sua, la Breda, numero 30, livrea completamente gialla, che sarà sicuramente visibile dalle immagini. Invece i Marshall che si preparano, approfittiamo chiaramente anche per ringraziare tutti gli addetti ai lavori che svolgono sempre un lavoro eccezionale, hanno permesso anche di ripartire in breve tempo dopo la bandiera rossa che invece aveva condizionato proprio l'inizio di questa giornata, e qui invece la vettura numero 175, quella di Giovanni Buganza, che si è aggiunto assieme a Alberto Zoli con le Chevron B16, le straordinarie Chevron B16, bellissime davvero in griglia di partenza. Abbiamo in terza posizione Francesco Turizio con l'Ausella PA21S, un modello storico per quanto riguarda il mondo dei prototipi, che ci permette anche di ricordare e omaggiare la scomparsa di Enzo Osella nel 27 scorso di settembre, una leggenda per quanto riguarda il motorsport italiano, come detto non solo per quanto riguarda i prototipi, fondatore proprio del marchio Osella, nello specifico un marchio che nel corso della sua storia ha ottenuto anche come miglior posizione, miglior piazzamento in Formula 1, una quarta posizione nel 1982, se non erro, proprio durante il Gran Premio di San Marino. Ed eccoci allora a 30 secondi con il cartello che tra poco verrà esposto ai piloti presenti in griglia. Prima del giro di formazione, ultimi interventi in griglia di partenza, se non erro proprio sulla vettura di Francisci, sembra però tutto ok, quindi tra poco ci sarà il giro di formazione. Abbiamo ascoltato chiaramente le parole di Cosimo Rea, leader del campionato con 56 punti contro i 38 di Francesco Turizio. Si assegnano 10 punti al vincitore, con però 4 protagonisti in griglia. Si sale di punteggio nel caso di 5 piloti partenti, da 6 piloti in più invece si assegnano 15 punti al vincitore. Parte il giro di formazione dunque con Danny Zardo che andrà a dettare il ritmo per questi 2,5 chilometri che preparano appunto i 20 minuti di gara del Master Tricolore Prototipi. Una veloce poi attesa per Danny Zardo, che tra poco sarà protagonista anche nel campionato italiano di velocità autostoriche. Nello specifico sarà anche uno dei principali contendenti alla vittoria per quanto riguarda il terzo
il quarto raggruppamento, in coppia con Giovanni Ambroso, altro protagonista anche per altri protagonisti per quanto riguarda il campionato di autostoriche, anche Giovanni Buganza e Alberto Zoli, che però vedremo protagonisti nella seconda gara, perché durante la prima divisione ci saranno il primo e il secondo raggruppamento, loro corrono con una Ford Escort RS, ma questo chiaramente sarà poi un impegno successivo a questo sulle vetture, sui prototipi, sulle vecchie glorie dei prototipi. Come detto, ultimo round, l'unico campionato qui a chiudere la stagione in questo weekend all'insegna proprio del motorismo storico. Qui leggero bloccaggio per Cosimo Rea, che sta chiaramente anche valutando un po' le condizioni della sua vettura, perché in qualifica non ha nemmeno potuto prendere parte, non è nemmeno riuscito a completare un giro durante la sessione di qualifiche. Per quanto riguarda il Master Tricolore Prototipi, anzi una sessione di qualifiche da 20 minuti, gara 2 che vedrà invece lo schieramento in griglia con il secondo miglior riferimento cronometrico. Una qualifica dominata però da Danny Zardo in 1.4 e 212, vicinissimo anche al muro del minuto, con quasi 4 secondi di vantaggio nei confronti di Claudio Francisci, quindi chiaramente principale indiziato per conquistare la vittoria in questa gara 1 del Master Tricolore Prototipi. Però sappiamo che tutto può succedere. Attenzione dietro anche alle battaglie tra la Osella di Francesco Turizio e Silvio Alberti. Peraltro, a proposito di campionato italiano autostoriche, anche Francesco Turizio ha partecipato nel corso di questa stagione con il papà Cosimo. Partenza subito di gara 1 con Danny Zardo che prova a scappare via, ne approfitta invece Turizio per infilarsi all'interno di Claudio Francisci in curva 1, e dunque la curva del tralitto abbiamo in seconda posizione Turizio con un ottimo spunto per Cosimo Rea, addirittura dall'ultima posizione in griglia, si è subito portato in zona podio il pilota in testa alla classifica assoluta di questo 2025. Una battaglia anche per quanto riguarda la classe della categoria storiche, con Giovanni Buganza e Alberto Zoli che si stanno giocando il titolo. 24 punti per Buganza, che è sempre stato presente nel corso di questa stagione, invece Alberto Zoli ha debuttato nel weekend del Mugello, il secondo di questa stagione 2025, si trova a 16 punti, pari con Franco Palandri. Attenzione, qui c'è il lungo da parte di Cosimo Rea, quindi dopo una buona partenza riesce comunque ad evitare l'impatto con le barriere. Si è avvicinato nel frattempo Francesco Turizio in questo primo giro nei confronti di Danny Zardo. Durante le qualifiche, nei primi giri soprattutto, Turizio è stato molto rapido a prendere subito confidenza con la sua Osella in qualifica. Adesso però sul rettilineo principale allunga Danny Zardo, terza posizione invece per Francisci, che con la Lucchini va a chiudere virtualmente il podio. Qui vediamo invece la prima delle due Chevron, e nel frattempo da segnalare però proprio riguardo a questa vettura l'assenza da parte di Alberto Zoli, che a questo punto lascia strada libera a Giovanni Buganza per la conquista del titolo nella classe historic, con appunto le vetture più storiche del mondo prototipi, che vanno anche a ricordare la vecchia diciamo la vecchia scuola proprio del mondo sport prototipi, con il campionato mondiale Marche che è stato protagonista chiaramente negli anni 80, e qui invece più avanti vetture già più moderne, come nel caso anche della Ligier di Cosimo Rea, con il quale è stato protagonista anche nelle prime uscite del 2024. Attenzione, perché c'è un po' di fumo che esce fuori dalla norma di Danny Zardo nella parte posteriore, quindi teniamo monitorato soprattutto i suoi tempi. Ha conquistato il giro più veloce in 1.11 e 331, mezzo secondo rifilato a Francesco Turizio. Adesso comincia a fare il suo ritmo, l'abbiamo visto già durante le qualifiche. Top speed che invece appartiene a Claudio Francisci nel corso perlomeno del primo giro di gara, e adesso Riccardo che va a percorrere la traiettoria più interna, quasi anche a togliersi proprio dall'effetto scia concesso invece a Francesco Turizio. Qui abbiamo
invece inquadrata la vettura di Francisci, pilota che ha un'esperienza davvero incredibile nel corso della sua storia, anche a ruote scoperte, con il secondo posto conquistato nel 1970 nel campionato italiano di Formula 3 e poi dopo un periodo di inattività è tornato in macchina proprio con le vetture sport prototipo a partire dal 2003 ed è anche lui un abitué per quanto riguarda il Master Tricolore Prototipi. Attenzione perché Francischi adesso si avvicina a Francesco Turizio dopo una buona partenza dell'alfiere Osella. Adesso una fase di difesa in questo caso per Turizio che paga 1,5 secondi dal leader della corsa, con però il giro veloce che è andato proprio nelle mani di Claudio Francischi. Dunque il pilota romano che ha debuttato, se non erro, in questa stagione proprio nell'appuntamento di Casa Vallelunga, la seconda riproposizione del circuito alle porte di Roma, l'unico circuito che è andato a ripetersi nel calendario 2025, nel mezzo le tappe di Mugello e Misano e appunto questo gran finale qui a Magione. 15 minuti e 18 al termine con Cosimo Rea che nonostante il lungo ha ripreso comunque la quarta posizione, ottima per lui in ottica campionato, con Francesco Turizio poco più avanti in seconda piazza. Attenzione perché c'è proprio l'attacco nei confronti ai danni di Francesco Turizio, prende l'interno Claudio Francisci, ottima manovra da parte del pilota romano che conquista così nuovamente la seconda posizione che gli apparteneva anche in partenza. Vediamo adesso se ci sarà il passo per impensierire anche il leader della corsa Danny Zardo, che nel frattempo ha rubato proprio il giro veloce per un solo decimo a Claudio Francisci. 1,9 e 761 per il pilota della Norma M20. Ancora con questa traiettoria totalmente sulla destra, quasi insolita perché comunque è un tratto piuttosto disconnesso fuori dalla linea ideale, vetture molto basse nella loro configurazione aerodinamica, vetture che vanno a sprigionare il miglior coefficiente di carico aerodinamico in questo weekend tra i campionati di PNK. Infatti vediamo i tempi più bassi in pista, qui subito un doppiaggio per Zardo che va al doppiaggio di Franco Palandri. Nel frattempo anche Santi De Filippis viene segnalato doppiato dal monitor dei tempi. Nel frattempo dunque 1,8 secondi di vantaggio per Danny Zardo che però ha ceduto nuovamente il giro veloce a Claudio Francisci che lo ha migliorato in 1,8 e 800 nell'ultima parte proprio della sessione, arrivando all'1,04, quindi abbiamo ancora un po' di margine per l'assegnazione poi del giro veloce. Viaggio adesso completato anche su Giovanni Buganza con la Chevron, che però chiaramente compete anche in una categoria nettamente differente rispetto alla vettura portata in pista da Danny Zardo, che va a completare il giro e nonostante i doppiaggi lo vede migliorarsi in 1,9 e 579. Più rapido ancora Francisci che accorcia 1,5 secondi il suo ritardo dalla leadership di questa gara 1, ma si peggiora rispetto al suo precedente passaggio in 1,8 e 887. Tra l'altro una differenza notevole anche in termini di top speed, chiaramente Danny Zardo impegnato anche nel doppiaggio, quindi forse ha perso un po' di spunto proprio in uscita dalla curva del muro, però abbiamo visto fumare in precedenza, potrebbe essere un po' un allarme in questo caso per il leader della classifica, il leader della corsa, perché in realtà il leader della classifica generale è Cosimo Rea in quarta posizione. In quel minuto si viene un po' a creare quell'effetto centrifuga a cui facevo riferimento in precedenza, quindi doppiaggio al limite per quanto riguarda sia Zardo che Francisci in uscita da curva 2 e dunque continua a avvicinarsi il pilota romano. Vediamo al riferimento in uscita dal primo settore 1,3 secondi, no, in realtà rimane fotocopia il ritardo della seconda posizione del pilota Lucchini con eccolo qui Cosimo Rea che si trova invece
a 21 secondi addirittura dalla vittoria di Turizio, è girato più veloce Cosimo Rea rispetto alla Losella di Turizio, ma chiaramente un ritardo notevole dopo l'escursione del primo giro di gara nella zona, credo, del Curbone, se non erro. L'ho visto proprio nel finale con le immagini, lungo da parte di Cosimo Rea. Adesso un giro non di calma, perché in realtà continua a spingere Danny Zardo in 1.8 netto, si migliora e guadagna un decimo su Claudio Francisci, mentre Turizio gira sull'1.12.3 e come detto è anche più lento rispetto a Cosimo Rea, che va al doppiaggio in questo momento di Giovanni Buganza. Mentre per Alberto Zoli assenza da questa gara, dovrà prepararsi poi a tornare in pista nel secondo raggruppamento del campionato italiano autostoriche. Attenzione, ha rallentato Danny Zardo e quindi confermati i problemi sulla sua norma. Un colpo di scena questo, perché un assoluto protagonista di questa gara 1 lascia così il primato in classifica a Claudio Francisci, che potrebbe dunque bissare il successo proprio del 2021 ottenuto in gara 1 dalla pole position, questa volta dalla seconda posizione. Sono però ancora da percorrere 9 minuti, siamo già nella seconda metà di gara e qui purtroppo Danny Zardo, che a questo punto conclude anticipatamente, potrà concentrarsi sul suo impegno tra poco nel campionato italiano di velocità autostoriche. Qui invece chiaramente Francisci ottiene la prima posizione, sale sul podio anche Cosimo Rea, beneficiando proprio di questo potenziale ritiro per Danny Zardo. Sarebbe il modo migliore per Cosimo Rea per poter festeggiare il titolo, ed ecco qui le immagini che vanno a cercare i box proprio la vettura ferma di Danny Zardo. Adesso cercherà anche di capire qual è stato il problema. Abbiamo però visto sin dalle prime fasi di gara il fumo fuoriuscire, qui invece Buganza alle prese con la vettura di Stanti De Filippis, se non erro, di Silvio Alberti, la Wolf Thunder ovviamente di Silvio Alberti, doppiaggio anche per il pilota numero 17, che ha conquistato proprio la quarta posizione. A breve invece ci sarà il sorpasso anche di Buganza, che era doppiato proprio da Zardo, con la sosta obbligatoria per quanto riguarda la norma di Danny Zardo. Adesso Giovanni Buganza andrà a conquistare una top 5. Eccolo qui invece Silvio Alberti con una vettura protagonista anche nel campionato italiano sport prototipi in passato, alle spalle del podio, 22 secondi però di ritardo dal podio. Adesso una classifica è chiaramente andata a dilatarsi nei distacchi dopo l'uscita di Danny Zardo. Quindi di nuovo le immagini vanno a pescare il nuovo leader a questo punto, Claudio Francisci, doppiaggio con Buganza che si fa da parte giustamente in curva 2. Nessun problema dunque per la Lucchini in testa alla corsa con 19 secondi di vantaggio sulla Osella di Francesco Turizio. Guardate che i due sono trovati in battaglia nei primi giri, segno di quanto stia facendo la differenza Claudio Francisci in 1.8.730 all'ultimo giro. Continua a migliorarsi anche Cosimo Rea, è un buon segno comunque dopo i problemi e il grande lavoro, l'abbiamo ascoltato in griglia, fatto da suo papà per portare i pezzi in pista, un po' come fanno addirittura i costruttori ufficiali, portando i pezzi direttamente dalla fabbrica in tempi record, perché
direttamente da Salerno fino qui a Magione, come detto a 20 km più o meno dalla città di Perugia, circa 6 invece dal lago Trasimeno, che si trova più vicino all'Autodromo Nazionale dell'Umbria. Qui invece Turizio che va al doppiaggio di Franco Palandri, secondo doppiaggio per la vettura la Breda di Palandri, che come detto con la Breda corre nella classe storica, nella historic, pari punti con Alberto Zoli, meno 8 da Giovanni Boganza, sono distanziati da soli 10 secondi ed è stato più veloce nell'ultimo passaggio Franco Palandri. Potrebbe essere un'ultima parte comunque da tenere in considerazione. Il vantaggio è tale da comunque da essere amministrato in meno di 5 minuti per quanto riguarda Boganza, che chiaramente però deve a sua volta anche perdere un po' di tempo sul giro nelle fasi di doppiaggio, perché deve rallentare per essere doppiato con la bandiera blu che viene esposta. Infatti l'ultimo giro è stato più lento rispetto a Franco Palandri, doppiaggi che sono all'ordine del giorno con le vetture prototipo i vari campionati in giro per il mondo, soprattutto nelle competizioni multiclasse, come in questo caso, perché comunque parliamo di un prototipo decisamente più moderno rispetto alla Chevron invece di Boganza. E qui ancora la cavalcata a questo punto di Claudio Francisci a meno di 4 minuti dal termine di gara 1, affronta l'ultima S che lo riporta sul rettilineo principale, continua a spingere, questa volta un po' più lento in 1.9 e 646, un po' di tempo con il doppiaggio di Silvio Alberti, addirittura doppiato anche quarto classificato di questa gara, da un ritmo impressionante per Claudio Francisci, con oltre 20 secondi di vantaggio su Francesco Turizio. Continua invece in terza posizione il quinto inquadrato Cosimo Rea, sono 26 secondi di vantaggio di Francisci sulla seconda posizione di Turizio. Cosimo Rea che si era migliorato qualche giro fa e adesso però ha mollato un po' la presa in 1.12 e 334. Pilota che proviene dal mondo delle cronoscalate, quindi per lui in realtà la pista è una novità, ma che è subito dimostrato in gran forma, soprattutto a Vallelunga. L'abbiamo soprannominato un po' re di Vallelunga in questa stagione del Master Tricolore Prototipi, dove un po' ha conquistato i principali successi proprio di questo 2025, dominando la gara inaugurale il 6 di aprile, poi la riproposizione a Vallelunga in piena estate il 20 di luglio. La vittoria è arrivata anche al Mugello in gara 2, mentre invece era stato Francesco Turizio a prendere il bottino massimo di punti. Vittoria chiaramente per quanto riguarda il campionato, non in maniera assoluta. È stato invece il successo della Ligier LMP3, la vecchia generazione, con la vettura più moderna portata in pista in quel caso nel weekend toscano. 1 minuto e 14 al termine, dunque l'ultimo giro che si avvia per Claudio Francisci, gli ultimi 2 chilometri e mezzo da affrontare qui a Magione, prima chiaramente di ritrovare poi
il Master Tricolore Prototipi per la sua effettiva chiusura in campionato dopo gara 2 nel pomeriggio. Ultimi attimi di gara a questo punto per la Lucchini del pilota romano, che effettua ancora una volta il doppiaggio di Giovanni Buganza sul rettilineo. Vetture, questi prototipi con un buon carico aerodinamico, caratteristiche. Forse c'è un altro giro ancora perché mancano 6 secondi e transita sul traguardo, quindi è stato molto veloce Francisci in questo passaggio, gli ha permesso di compiere un altro giro nonostante ci fosse comunque il vantaggio. Chiaramente non può sapere in questa fase di gara mancassero pochi secondi, o meglio comunque probabilmente non ci ha fatto nemmeno caso. Ed ecco invece Francesco Turizio che a questo punto si trova davanti a Cosimo Rea, ma una seconda posizione che non dovrebbe essere abbastanza per difendere lungo al primo giro. Torniamo però con le immagini su Claudio Francisci, perché bisogna celebrare la sua vittoria qui a Magione. Si conferma dunque vincitore sull'autodromo perugino anche in gara 1, approfittando anche dei problemi per Danny Zardo, costretto ai box dopo 8 giri di gara. Sta per arrivare anche Francesco Turizio, avversario in classifica di Cosimo Rea. Ultima S per l'Ausella di Francesco Turizio, che torna così sul traguardo. Bandiera a scacchi anche per lui, e tra poco invece Cosimo Rea dal fondo della griglia. Eccolo qui, se la matematica non mi inganna dovrebbe essere lui il nuovo campione del Master Tricolore Prototipi, in attesa chiaramente dell'ultima gara di questa stagione. Arriva con la Ligier numero 32 Cosimo Rea a chiudere il podio. Quarta posizione invece per Silvio Alberti, che ha già completato la gara, doppiato, preso la bandiera a scacchi. Manca solamente Santi De Filippis, che dunque cala il sipario su questa prima manche del Master Tricolore Prototipi. 20 minuti da Magione, ultimo appuntamento stagionale, il successo per la Lucchini di Claudio Francisci. E dunque, dopo un doppio podio nel weekend di Vallelunga, appuntamento di casa per lui, in terza posizione in entrambe le gare di Vallelunga, arriva una grande vittoria qui a Vallelunga, a Magione ovviamente. Circuito che si adatta probabilmente anche al suo stile di guida e alle caratteristiche della Lucchini. Chiaramente non sappiamo come sarebbe andata la battaglia con Danny Zardo, ma comunque la conferma dell'ottimo ritmo messo in scena da Claudio Francisci l'abbiamo anche nel giro veloce registrato dal vincitore in 1:7:983. Se non ero andato anche a migliorare il riferimento registrato in qualifica, quindi un'escalation positiva per il vincitore, che tra poco andremo ad ascoltare nella zona del parco chiuso, con Turizio in seconda posizione e Cosimo Rea, che chiaramente dall'ultima posizione in griglia riesce anche a conquistare il podio. Si prepara poi anche alla prossima gara, che sarà quella della Formula Junior. Quote scoperte, altra categoria storica e qui abbiamo Cosimo Rea che raggiunge la zona del parco chiuso. Lo fa al termine di una straordinaria gara 1. Si è dovuto arrendere questa volta a Francesco Turizio, ma è un vantaggio solido in classifica e dunque
lo porterà sul trono per quanto riguarda il Master Tricolore Prototipi. Qui invece chiaramente abbiamo la vettura di Turizio al fianco proprio della Ligier di Cosimo Rea. Non vedo in realtà la Lucchini di Claudio Francisci. Attendiamo forse l'arrivo della vettura numero 36. Prima però di ascoltare le voci dei protagonisti, rivediamo quanto accaduto in questa prima manche da Magione del Master Tricolore Prototipi, ultima tappa della stagione 2025, con subito la rimonta dal fondo di Cosimo Rea, che non ha preso parte alle qualifiche. Qui all'interno addirittura di Claudio Francisci, però ha battezzato male la staccata alla curva, al curvone di curva 6, lungo da parte di Cosimo Rea, che comunque l'ha riportato in quarta posizione. Sorpasso a questo punto decisivo per la vittoria di Claudio Francisci in ingresso di curva 1. I problemi per quanto riguarda Denizzardo, direi dai primi giri di gara, lo abbiamo visto con Del Fumo far uscire dalla parte posteriore della sua norma, e ritiro dunque per il pilota al debutto stagionale proprio qui a Magione. Prima posizione conquistata da parte di Francisci con questa cavalcata trionfale fino alla bandiera a scacchi. Attendiamo invece i protagonisti al parco chiuso. Si sta preparando la griglia della Formula Junior. Eccoci dunque nella zona interviste. Siamo direi quasi pronti. Abbiamo forse Cosimo Rea per ascoltare la voce del leader della classifica in una gara di rimonta per il pilota della Ligier. Ed eccoci allora con Cosimo Rea. Sì, esatto Antonio, siamo con Cosimo, autore di una splendida rimonta. Sì Silvia, buonasera, buongiorno innanzitutto. Niente, mi stavo divertendo, sono partito credo proprio bene. Purtroppo dal primo giro me ne sono accorto che avevo un po' di problemi ai freni. Ho riprovato a frenare di nuovo nel punto in cui si dovrebbe, però non ha funzionato. Ho cominciato a frenare un po', diciamo, prima, però mi stavo divertendo. La gara credo sia andata abbastanza bene, considerando che ho fatto 2 lunghi, sono rientrato, sono stato fortunato. Fammi ringraziare a loro, come ti dicevo prima, che sono stato davvero bravi. E niente, vediamo gara 2 come va. Ho alzato, diciamo, un po' il passo per preservare le gomme per gara 2. Aspettiamo un attimo prima di festeggiare, io non ti dico nulla? Sì, magari aspettiamo, sì. Grazie. Rimandiamo a più tardi, in bocca al lupo. Va bene, crepi, a dopo. E come dicevi tu Antonio, adesso ci rechiamo in griglia per la prima gara di Formula Junior. A tra poco. Grazie Silvia, dunque ci sarà anche da monitorare poi Cosimo Rea, che ci farà indubbiamente divertire per gara 2 del Master Tricolore Prototipi. Piccola pausa e torniamo con la prima manche della Formula Junior.
Ben ritrovati sulla griglia della Formula Junior, gara 1, 25 minuti per la categoria a ruote scoperte dei campionati di PNK Motorsport, un campionato davvero avvincente con una grande storia direttamente dal 1965. Siamo subito in griglia di partenza con le voci dei protagonisti poco prima delle fasi di partenza. Sì, esatto Antonio, ci troviamo così subito a schiaffo in griglia poiché il tempo stringe. Alle mie spalle, come vedete, il poleman Claudio. 2 dichiarazioni al volo, Claudio Gattuso, grazie. Tutto bene, nulla da dire, siamo in concentrazione per la gara. Lo lasciamo stare, direi è stato breve, lo lasciamo alle ultime fasi di concentrazione ed io ti restituisco la linea. Grazie, hai annunciato subito il pole man di questa gara 1, Claudio Gattuso, che ha conquistato una pole in 1.23 e 804, soli 40 millesimi però su Nicolò Bettini, quindi si preannuncia una grande battaglia, un campionato davvero avvincente. Parlavo proprio di un weekend all'insegna del motorismo storico. Bene, questa categoria comunque è una categoria con una grandissima storia, che ha debuttato nei campionati di PNK Motorsport a partire dal 2023, 2 gare da 25 minuti per quanto riguarda la Formula Junior, del 6 volte campione Marco Visconti dello scorso appuntamento del Mugello, penultimo round questo di Magione, perché il campionato si chiuderà poi a Misano. Marco Visconti chiaramente è stato protagonista nella tappa del Mugello, con la doppia vittoria sia in gara 1 che nella seconda manche. Lui che ha debuttato in questa stagione dopo l'assenza invece nella prima tappa di Vallelunga nel weekend di Misano. Qualche problema a livello tecnico, sono stati poi percorsi test in occasione del weekend del Mugello e un ritorno al successo proprio nella tappa toscana. Qui a Magione invece lo scorso anno vinse Nicolò Bettini dalla pole position in gara 1 e proprio Marco Visconti in giro di formazione per Nicolò Bettini, davvero sfortunato in quel caso, vincitore della prima manche, 5 secondi di vantaggio per lui in gara 1, una qualifica però anche in quel caso molto combattuta in 1.23 e 0.35 la pole dello scorso anno. Gattuso è stato il più rapido nelle qualifiche di ieri, con però soli 40 millesimi su Bettini, 2 decimi su Jacopo Prescendi che apre la seconda fila. Ci aspettiamo davvero fuoco e fiamme da questi piloti al vertice della classifica. A proposito di classifica, abbiamo anche intanto in sovraimpressione la griglia di partenza, quindi andiamo anche a fare un recap completo con Gattuso e Bettini dalla prima fila, Prescendi e Max Galli in seconda fila, Nicolò Soffiati e Cristian Bonatti in quinta e sesta posizione, quarta fila con Marco Gattuso e Roberto Di Modugno, infine Giuseppe Andreola e Marco Maneschi a chiudere lo schieramento di partenza dei 10 protagonisti della Formula Junior di questo weekend da Magione. Dicevo, a proposito di classifica, abbiamo in testa Nicolò Bettini con la Locatelli del team BRT con 184 punti, 38 di vantaggio su Nicolò Soffiati, che però a sua volta è leader per quanto riguarda il trofeo Sandro Corsini tra i debuttanti, la classe silver di fatto del campionato. 194 punti per Soffiati con 52 di vantaggio su Giuseppe Andreola. Parte dunque il giro di formazione della Formula Junior, 2507 metri, 11 curve da percorrere anche per la Formula Junior, campionato che è davvero avvincente e si è aperto in quel di Vallelunga, 5 tappe previste dal calendario 2025 a caccia appunto di Marco Visconti, campione lo scorso anno con 4 successi davanti a Jacopo Prescendi e Nicolò Bettini. Quest'anno però più difficoltà chiaramente per Visconti, nonostante il doppio successo ottenuto al Mugello. In quinta posizione in campionato al momento per Visconti, con 24 punti ottenuti dal weekend di Misano e 30 invece dalla tappa doppi 24 punti sia a Misano che 30 poi al Mugello, chiaramente nelle 2 tappe che ha corso
in questa stagione, quindi un totale di 114 punti per Visconti. Fase di riscaldamento per quanto riguarda i pneumatici, non sono gomme slick ma bensì gomme intagliate per i piloti della Formula Junior. Vedete questa vettura che nelle sue caratteristiche deve avere un peso minimo di 465 kg con a bordo anche il pilota. Sono motore a 4 rapporti derivato direttamente dalla Fiat Panda, telaio con struttura tubolare in acciaio. Questo è un po' il riassunto recap tecnico per quanto riguarda una categoria che ha debuttato sotto il nome di Formula Monza, proprio ancora una vettura che ha continuato nella sua evoluzione, ha portato in pista anche agli inizi della carriera storici piloti come Michele Alboreto, agli inizi proprio della sua carriera a bordo di queste vetture. Ci siamo allora con la fase di partenza da fermo anche per la Formula Junior, correggo 20 minuti di manche chiaramente per la Formula Junior con Gattuso e Bettini dalla prima fila. Vedremo chi la spunterà per quanto riguarda questa prima manche. Attenzione subito anche la partenza di Prescendi a difendere la terza posizione su Nicolò Soffiati, che prova ad insidiarsi in zona podio. Curva del traliccio che viene affrontata in questo momento dai piloti, rimane al comando Claudio Gattuso sulla Locatelli numero 23. Attenzione perché dietro poi il gruppo si apre a ventaglio verso la curva numero 3 che immette subito nel cambio di direzione del tornantino di curva 4, la curva più lenta che si affronta adesso con pneumatici anche piuttosto freddi nonostante il giro di formazione, e poi dalla curva del muro si spalanca il gas su questo lungo rettilineo per le Formula Junior che porta invece nella zona del curvone. Dunque rimane davanti alla conclusione del primo settore Claudio Gattuso davanti a Bettini, poi Soffiati che ha conquistato invece la zona podio della pista, rimanendo comunque in testa tra i piloti della categoria Silver. Quarta posizione per Prescendi davanti a Galli, Bonatti di Modugno, Maneschi, Andreola e Marco Gattuso a chiudere la top 10. Primo giro che sta per essere completato adesso da Gattuso con, vediamo il vantaggio al passaggio sul rettilineo, soli 3 decimi di vantaggio su Nicolò Bettini, mentre dietro si fa vedere Jacopo Prescendi all'esterno di curva 1, pilota di Firenze con il team a trazione familiare della Prescendi Racing, pilota numero 76 che porta in pista la Reggiani 42P. Di nuovo qui nella zona del tornantino con Gattuso che al momento guarda negli specchietti la figura di Bettini piuttosto ravvicinata, causa un po' di sporco qui con attenzione il testacoda da parte di Marco Gattuso proprio in uscita dal tornantino. Torniamo però con le immagini davanti perché c'è l'attacco da parte di Prescendi ancora una volta all'interno di Nicolò Soffiati, si rimane però con le posizioni invariate, quindi abbiamo ancora Gattuso, Bettini e Soffiati momentaneamente sul podio. E adesso invece la conclusione a breve del giro con, rivediamo qui il testacoda, perdita del posteriore in trazione proprio in uscita dal tornantino di curva 4. Passaggio sul traguardo che vede Nicolò Bettini il più veloce in pista in 1.24.981, il primo da battere il muro dell'1.25, velocità di punta più alta invece quella di Marco Maneschi che è tornato in pista dopo tanti anni nel weekend del Mugello, un'ottima apparizione quella del weekend toscano, dunque seconda uscita stagionale questa di Magione, speriamo chiaramente di averlo in pista anche nell'appuntamento finale di Misano di questa stagione 2025. Comincia a crearsi una sorta di buco alle spalle di Max Galli con la vettura di Christian Bonatti, mentre nel frattempo, mi correggo, il testacoda era Giuseppe Andreola che
ha perso terreno infatti alle spalle di Marco Gattuso, che va a chiudere la classifica a 5 secondi e 7 di ritardo però da questo incredibile gruppone di vetture che si apre a ventaglio verso il curvone, curva 6 e 7, e poi la curva del Monte Sperello di curva 8 in questa lunga percorrenza verso destra, che mette a dura prova soprattutto la spalla in appoggio, ossia quella di sinistra, e poi parte conclusiva del circuito di Magione con il passaggio sul traguardo che vede ravvicinati Claudio Gattuso e Nicolò Bettini. Infatti questa volta prende l'interno Bettini, si infila nei confronti del poleman, il leader fino a questo momento di gara. Gran sorpasso completato da Nicolò Bettini, con Max Galli che nel frattempo è andato a conquistare il giro più veloce in 1.24.877, si avvicina sull'altra Reggiani di Jacopo Prescendi, per arrivare adesso i piloti verso la conclusione del primo settore in uscita dalla curva del muro. Passa al comando dunque Nicolò Bettini con anche un buon margine, oltre un secondo già di vantaggio su Claudio Gattuso, lasciato dunque in pasto a Nicolò Soffiati. Attenzione perché infatti Soffiati può usufruire di tutta la scia, si fa vedere anche Jacopo Prescendi tutto all'interno verso il curvone, rimane davanti però Gattuso, e lo stesso Soffiati riesce a difendersi. Chiaramente la visuale frontale andava anche a schiacciare un po' nella prospettiva, poi ha evitato un tentativo piuttosto complicato anche all'ingresso del curvone, molto rapido in percorrenza curva. Non c'è una forte staccata qui in realtà da affrontare a Magione, la più importante è proprio questa di curva 1, la curva del traliccio. E attenzione perché sono ancora appaiati però Soffiati e Prescendi, con il pilota di Firenze che ci prova dall'esterno, avrà però attenzione qui al richiamo verso curva 2, la traiettoria più interna, molto abile invece in difesa Nicolò Soffiati. Sembra aver perso un po' di smalto in questa fase Claudio Gattuso, perché paga quasi 2 secondi da Nicolò Bettini che registra il giro più veloce in 1.23.705, andando peraltro anche a migliorare il giro della pole position conquistata proprio da Claudio Gattuso, che in qualifica è riuscito a battere proprio all'ultimo giro Jacopo Prescendi. Poi nel mezzo era infilato anche Nicolò Bettini. Attenzione perché qui si fa vedere ancora all'interno Prescendi, ma non riesce a trovare il momento ideale per infilare il muso della sua Reggiani. Sta faticando adesso in questa fase Claudio Gattuso, che probabilmente è impegnato anche a guardare negli specchietti queste 4 vetture che lo seguono a distanza ravvicinata, fino poi alla quinta posizione occupata da Max Galli. Attenzione perché c'è ancora il tentativo di attacco di Soffiati all'interno, questa volta di curva 1, deve resiste, anzi c'è il sorpasso da parte di Jacopo Prescendi, avvenuto proprio nell'ultimo settore dell'ultimo giro completato, il giro numero 5, soli 12 millesimi a separare Soffiati e Prescendi sul rettilineo principale, posizione guadagnata a questo punto da Jacopo Prescendi che sale in zona podio alle spalle di Claudio Gattuso. Adesso vedremo invece la differenza tra la Reggiani di Prescendi e la Locatelli di Claudio Gattuso sul rettilineo principale. Guarda negli specchietti Nicolò Bettini che però ha un buon margine, quasi 4 secondi di vantaggio su Nicolò Bettini, che è stato subito sopravanzato sul rettilineo da Jacopo Prescendi, quindi ottima velocità in questo caso per la vettura numero 76, che conquista così il secondo posto che proprio Prescendi aveva conquistato già lo scorso anno in gara 2, mentre ancora alle prese con difficoltà e problemi tecnici al Mugello sia Prescendi che Bettini, ritirati in gara 1, mentre dall'ultima posizione poi la straordinaria rimonta completata da Nicolò Bettini
ad arrivare sino al podio in gara 2 alle spalle di Nicolò Soffiati, ha ottenuto un doppio podio, un doppio successo nel trofeo Corsini, e dunque cambia l'ordine del podio con Nicolò Bettini davanti a Jacopo Prescendi, 3 secondi e 7 di vantaggio, giro veloce per Jacopo Prescendi, oltre al sorpasso è arrivato anche il giro più rapido di questa gara 1, 1.23 e 486, siamo giunti proprio a metà gara, quindi adesso bisognerà anche monitorare la condizione degli pneumatici. 1.24.8 invece per Claudio Gattuso, che non sembra avere lo stesso ritmo delle qualifiche, prova adesso a prendere un po' di scia dalla vettura di Prescendi per difendersi su Nicolò Soffiati, è arrivato vicino anche Max Galli e proprio in questo giro ha potuto beneficiare di una doppia scia andando a registrare la velocità più alta sul rettilineo. Vedremo invece se Prescendi avrà lo spunto per riportarsi vicino a Nicolò Bettini. Continua a guadagnare sia nel settore centrale che nel terzo settore, arriva sul traguardo in 1.23 e 939, il leader della corsa, 1.23.5 per Jacopo Prescendi, si migliora e abbatte il muro dell'1.24 anche Claudio Gattuso, e dunque risponde a Nicolò Soffiati guadagnando 4 decimi in questo passaggio, mi porta un po' con un margine di sicurezza, quasi 9 decimi di vantaggio sulla quarta posizione della Silva di Nicolò Soffiati. Passaggio invece tranquillo qui al Torrantino per Bettini, che è andato a guadagnare nell'ultimo settore, guadagna adesso un decimo anche nel primo settore su Jacopo Prescendi, che a sua volta ha 1 secondo e mezzo di vantaggio su la vettura di Gattuso. Invece per un attimo ho visto la vettura di Soffiati all'interno, la vettura di Gattuso si era nascosta alle spalle di Jacopo Prescendi e c'è Soffiati che invece ha perso un po' di terreno perché viene attaccato da Max Galli e si era avvicinato anche Cristian Bonatti in sesta posizione cercando di entrare nella top 5, posizione che vale 20 punti per i 30 che vanno al vincitore. C'è un punto anche per la pole e un punto per il giro veloce, oltre a 2 punti bonus per tutti coloro che registrano almeno 2 giri di gara. Invece abbiamo Marco Maneschi in ottava posizione, anche lui appartenente alla classe Silver come Nicolò Soffiati, che però sta facendo una stagione davvero incredibile. Questo sembra un po' in difficoltà in questa parte finale di gara, insidiato da Max Galli, continuano ad alzarsi i suoi tempi, invece scatenato in questo momento Nicolò Bettini, 1.23, 184 per il leader della corsa, che rimette a bada Jacopo Prescendi, mentre Galli prova prima dall'esterno e poi all'interno, ma rimane ancora alle spalle della vettura numero 9 di Nicolò Soffiati. Max Galli che difende proprio i colori del Galli Corse, mentre Nicolò Soffiati a bordo del team DS Corse, con questo raffronto tra il costruttore Silva, la vettura di Nicolò Soffiati, costruttore monzese, e la Reggiani invece di Max Galli. Attenzione perché qui c'è in ghiaia fermo Marco Maneschi, che dunque perde la posizione da Marco Gattuso. Torniamo ancora nel raffronto tra Nicolò Soffiati e Max Galli, credo proprio nella zona del Urbone, fermo Maneschi, viene esposta qui bandiera gialla, più avanti proprio dalla parte dalla curva del muro. Gruppo che adesso si è un po'
dilatato nelle sue distanze, c'è chiaramente ancora questa battaglia tra Soffiati e Galli, alla quale potrebbe aggiungersi anche Bonatti, che però non sembra avere ancora quello spunto per riavvicinarsi a 6 minuti dal termine. Bandiere gialle che chiaramente costringono anche i piloti a rallentare nel tratto indicato dai Marshall, quindi già fuori dalla sua vettura Maneschi, che adesso viene recuperata grazie anche all'intervento dei Marshall, e viene chiamata in causa la safety car, che dunque andrà a ricompattare il gruppo dopo l'uscita in pista di Marco Maneschi. Eccola qui, già presente davanti al leader Nicolò Bettini. Adesso vanificato il suo lavoro con gli oltre 3 secondi guadagnati su Prescendi. Attenzione, perché chiaramente un rapido intervento della vettura di sicurezza ci permetterebbe anche di vivere un finale accesissimo, con un Prescendi che ha ritoccato nuovamente il giro veloce, tolto dalle mani di Nicolò Bettini, 1.23.096. Questa safety car che andrà ad abbassare anche le temperature degli pneumatici. Se non ero, il monitor dei tempi mi dice che la safety car rientrerà al termine di questo giro tra poco, quindi dovrebbe spegnere le luci. Stava intervenendo chiaramente per recuperare la vettura di Maneschi. Eccola qui, la safety car ha spento le luci e dunque adesso Bettini dovrà gestire al meglio questa ripartenza a 4 minuti e una manciata di secondi dal termine di gara 1 della Formula Junior, che si riapre con questo colpo di scena finale, ingresso della safety car che riapre i giochi per la vittoria. Il vantaggio sembrava solido per Nicolò Bettini, con oltre 3 secondi di vantaggio su Prescendi. Sarà anche un'opportunità per Claudio Gattuso per riportarsi in lotta con i primi due. Bandiera verde che viene sventolata sul rettilineo principale, nuovamente dunque sul gas per il passaggio dell'11° giro di gara, con il bloccaggio. Attenzione, perché c'era stato il bloccaggio di Soffiati, ma davanti il testacoda di Claudio Gattuso, che ha bloccato, mi sembra, il posteriore in frenata proprio alla curva del traliccio. Quasi fortunato a questo punto il bloccaggio di Soffiati, ma entrambi erano davvero al limite in questa ripartenza in fase di frenata. C'è da considerare anche gomme fredde dopo questa interruzione sotto safety car, e dunque guadagna il podio Nicolò Soffiati dopo una serie di tentativi che non sono andati a buon fine. Aveva perso un po' di terreno e invece può beneficiare di questo regalo proprio tramite il testacoda di Claudio Gattuso, che dunque scivola praticamente in fondo alla classifica. Attenzione, perché sono appaiati i primi due all'esterno. Qui ci prova Prescendi, sembra avere la meglio, lo spunto necessario per passare davanti, perde un po' di grip però, e dunque c'è la risposta da parte di Nicolò Bettini, che battaglia tra i due a giocarsi la vittoria di gara 1 a 2 minuti e 40 dal termine. Torna al comando Nicolò Bettini, con Prescendi che per un attimo era transitato in testa. Adesso si fa vedere nella parte conclusiva con la S finale di curva 10 e 11, che riporta i piloti sul rettilineo, chiudendo il giro in 1.24.2, tempi ancora più alti, con le gomme che devono ritrovare la miglior prestazione. Chiaramente i due hanno anche lottato. Può riavvicinarsi anche Nicolò Soffiati in caso di battaglia accesa per la vittoria. Meno di 2 minuti adesso al termine, dunque abbiamo ancora questo e un altro passaggio da completare per i piloti della Formula Junior prima di ritrovarsi in pista invece per la gara 2, che andrà a chiudere questo quinto appuntamento stagionale della Formula Junior prima del gran finale in quel di Misano, con Bettini che deve difendere la leadership della classifica e anzi può allungare nei confronti di Soffiati e di Claudio Gattuso. Attenzione però, perché sembra più rapido qui Prescendi, ancora all'esterno del curvone, questa volta perde il posteriore in frenata
e dunque rimane davanti Nicolò Bettini, sta perdendo un po' di terreno, addirittura 6 km orari, il vantaggio alla speed trap del rettifilo del muro per Jacopo Prescendi. Ultimo giro che parte in questo momento, siamo nell'ultimo minuto di gara e quindi solamente 2 km e mezzo per decretare il vincitore di questa gara 1 da Magione della Formula Junior, con Bettini davanti a Prescendi, più distanziato invece Nicolò Soffiati, che ha preso il podio dopo il testacoda di Claudio Gattuso, ritornato in pista in ottava posizione, distanziato da Marco Gattuso, che invece occupa la settima piazza. Dopo di scena anche per il campionato, chiaramente con Gattuso in terza posizione davanti a Roberto Di Modugno, che comunque si trova solamente sesto. Questo potrebbe essere una bella prova da parte di Nicolò Bettini in ottica titolo. Non ci sta però Prescendi a lasciare perlomeno la vittoria nelle mani di Nicolò Bettini, che comunque molto abile in difesa a chiudere l'interno. con Jacopo Prescendi, passaggio qui sul cordolo, piloti che tornano nell'ultimo settore, l'ultima S, la 10 e poi la 11, con Nicolò Bettini che ha restituito al mittente ogni tentativo di attacco da parte di Jacopo Prescendi. Arrivo quasi in volata fra i due, soli 297 millesimi a separare Bettini e Prescendi, ma è Nicolò Bettini, leader del campionato, ad avere la meglio, a conquistare un altro successo in questa stagione, con dunque la vittoria della Locatelli numero 19 davanti a Jacopo Prescendi. Nicolò Soffiati vince tra i silver e salirà anche sul podio, sul terzo gradino del podio. Poi ancora Reggiani con Max Galli davanti a Cristian Bonatti, chiude la top 5 Roberto Di Modugno, Marco Gattuso, conflitto di oggi direi Claudio Gattuso dalla pole position, un testacoda in ripartenza dalla safety car chiamata in causa per l'uscita, l'escursione in ghiaia di Marco Maneschi, che ha chiuso con 5 giri di anticipo questa prima manche, ha chiuso solamente davanti a Giuseppe Andreola, protagonista di un testacoda nei primi giri di gara. E dunque questi risultati di gara 1 della Formula Junior, che peraltro andrà a chiudere anche la nostra diretta qui da Magione. Ne approfitto chiaramente per salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming su YouTube, sul canale di PNK Motorsport. Rinnovo chiaramente l'appuntamento anche a seguirci sui canali social e sul sito, dove trovate ogni informazione disponibile per quanto riguarda anche il prossimo Racing Weekend di Misano, tappa di Magione all'insegna della parte storica dei motori in questo fine settimana. Scorso anno ci fu anche la gara Endurance per quanto riguarda il campionato italiano di velocità autostoriche. Quest'anno invece il nuovo format con le due gare da 60 minuti, una mini Endurance per il primo e secondo raggruppamento e per il terzo e quarto raggruppamento, che sarà protagonista proprio in seguito a questa Formula Junior, che invece sarà nuovamente in pista intorno alle 5 del pomeriggio per chiudere la nostra diretta. Eccoci qui, immagini sulla curva del Tornantino, lo sfondo invece le colline di Magione, e qui siamo con gli highlights di questa vincente gara 1 della Formula Junior. Tanto spettacolo, tanta azione in pista, a partire da questo testacoda di Giuseppe Andreola, poi la battaglia in testa che ha portato al comando Nicolò Bettini all'interno di curva 1, e poi il momento cruciale, perché questa uscita di pista da parte
di Marco Maneschi ha chiamato in causa la safety car per gli ultimi minuti di gara, il testacoda con il bloccaggio del posteriore in frenata alla curva del Traliccio, appena in ripartenza per Claudio Gattuso, tentativo di attacco duplice di Jacopo Prescendi sempre al curvone, rispedito però al mittente da parte di Nicolò Bettini, che è andato a conquistare un successo fondamentale per quanto riguarda il campionato, sua classifica che lo vede in testa. Sul podio dunque Jacopo Prescendi, nuovamente secondo come lo scorso anno qui a Magione, e poi Nicolo Soffiati, che può vantare anche il successo per quanto riguarda la classe Silver. Arrivano subito le foto nella zona del parco chiuso, rientriamo dunque con le immagini proprio vicino al podio e tra poco avremo le voci dei protagonisti. Qui inquadrata la vettura di Jacopo Prescendi, come detto team a trazione familiare della Prescendi Racing di Firenze, che opera dal 1970, che ha debuttato in Formula Junior nel 2019. Qui invece il vincitore Nicolò Bettini, che vanta l'ultimo titolo in Formula Junior nel 2023, terzo posto per lui lo scorso anno, a 17 punti dal vincitore Marco Visconti, 4 successi stagionali contro i 6 di Visconti, due principali protagonisti della scorsa stagione. Veloce debriefing, ma abbiamo rubato uno dei protagonisti sul podio per portarlo alla zona interviste, dove c'è ad attenderci la nostra Silvia, e dunque andiamo ad ascoltare. Sì, esatto Antonio, eccoci, adesso ci dedichi 2 paroline di questo piccolo debrief che hai fatto, se ti va di dirci. Sì, no, abbiamo tanto fatto complimenti a Jacopo perché vabbè, è stato sicuramente aiutato anche dalla safety car, perché altrimenti forse non mi sarebbe mai arrivato, però era più veloce e anche nella parte finale penso che ha visto la gara da casa lo potesse rendere conto da solo, però insomma abbiamo spinto, abbiamo fatto una bella lotta insieme e poi Jacopo è sempre molto corretto in pista, quindi siamo tutti insomma consapevoli che quando si lotta in questo modo insomma ci sia anche una maggior serenità nel farlo, insomma ovviamente poi siamo tutti per vincere, non è che siamo per arrivare secondi o terzo o quarti o ultimi, però dai, sono contento molto della gara perché ci fa allungare ancora un po' in campionato, quindi consolidiamo questo primo posto e poi vediamo gara 2, speriamo insomma vada un po' meglio dell'anno scorso, non sono neanche riuscito a partire, quindi speriamo di non tirarci la sfiga addosso anche per questa volta. Non diciamo nulla allora per gara 2. No, meglio di no. A più tardi, in bocca al lupo. Crepi il lupo. E su questo ti restituisco la linea ricordando che ci sarà una breve pausa e poi ricominceremo nel pomeriggio con tutti i campionati targati PNK Motorsport. A te la linea Antonio. Grazie Silvia, dunque grande sportività da parte di Nicolò Bettini, che allunga in campionato, sperando chiaramente di ritrovarlo in pista anche per gara 2 a differenza della 2024. Come ha detto Silvia, noi ci prendiamo una piccola pausa, rimanete con noi perché tra poco ci sarà il campionato italiano di velocità autostoriche.